sia per dare maggiore fiducia a Esposito rispetto a Kilixoi, che col Pisa non ha brillato, ma diciamo è stato anche poco cercato nel corso del match. Ma diciamo che questa è una partita di corsa rispetto a quella che poteva essere soprattutto il secondo tempo di Pisa. La mia lamentela è stata per quella di aver tolto nel momento in cui dovevi giocare negli ultimi 20 metri il giocatore che predilige giocare negli ultimi 30 metri. Ricordo che praticamente negli ultimi minuti del primo tempo, una volta rimasti in vantaggio numerico, l'unico che ha tirato in porta è stato lui, peraltro che con un bel tiro dai 25 metri, quindi era quello più che altro. Oggi con il Napoli che andrà ad attaccare, che porterà il bacino del gioco più avanti, hai bisogno di giocatori di corsa, e forse la scelta di Esposito e Floluscio è quella adatta, considerato che poi chi hai in panchina non ha alta credibilità per svolgere questo ruolo, perché le alternative sono state alternative giovani. Eh sì, molti componenti della primavera, come sappiamo c'è un po' di crisi nel reparto d'attacco vista l'assenza anche di Borrelli oltre a Belotti. Noi continueremo a parlare, a introdurre questo Cagliari-Napoli, ma prima diamo spazio alla pubblicità. L'accendi ti accende Radio Supersound. Sì, lo so, San Sperate è San Sperate. I murales, le attività culturali, le pesche a 2 passi dalla città, il clima è splendido. Sì, certo, però io vado a San Sperate per comprare la mia nuova auto e ci porto l'auto della mia ragazza perché da Automobili Troncia, oltre a una ricca offerta di modelli nuovi e usati, trovo l'officina autorizzata, il centro revisioni e assistenza e ora anche la carrozzeria. Beh, Goppai, sai cosa ti dico? Corro subito da Automobili Troncia. Grazie per la dritta. Lo spazio non si copre, si disegna. Da Caralis non solo tende, laboratorio artigianale di Fortunato Ciminiello. Ogni ambiente prende forma. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vetrate, gazebi, soluzioni tecniche e classiche per casa, nautica e hotel-air. Tessuti che proteggono, scorrono, accolgono. Artigianato che pensa, progetta, dura. Caralis non solo tende. Via Renzo Laconi 20, Cagliari, 070 24 08 25. Non solo tende, ma visioni che abitano lo spazio. L'eccellenza non arriva mai per caso, ma è un traguardo fatto di impegno e dedizione. L'eccellenza è umanità, è il modo in cui scegliamo di amare le persone, è la cura con cui ogni giorno facciamo diventare grandi i nostri progetti. L'Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Vieni a trovarci a Guspini, Sestu e ora anche a Selargius in via Pasteur 45. Me ne passi un altro. Sono così buoni. Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti. Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene. Voto perché è un mio diritto. Voto perché mi sono informato e ho scelto. Perché il mio voto conta. Perché voglio essere io a decidere. Decidere per il mio futuro. E per il futuro di chi verrà dopo di me. Qualunque sia l'affluenza, il tuo voto conta. Votare vuol dire io partecipo. Votare vuol dire io ci sono. La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te. A meno che non venga dalla tua auto. Ma con la garanzia furto incendio di Allianz Direct saresti coperto dalle esplosioni anche per cortocircuito. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Per te il 20% di sconto sulla garanzia assistenza stradale. Messaggio promozionale: prima di sottoscrivere leggi il set informativo sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Garanzia furto acquistabile solo con altre garanzie. Sconto sulla tariffa in vigore. Una finestra è una finestra. Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più. Vedo. La maniglia centrale è davvero elegante. Sì, bella. E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 30 aprile. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast. Un pezzo di design al prezzo di una finestra. Ocnoplast. Le finestre di design. Devi pulire, scrostare o sverniciare? Chiama il sabbiatore al 347 72 84 380. L'accendi, ti accende. Radio Supersound.
Nuovamente in diretta su On The Go su Radio Super Sound, siamo sempre più vicini al momento in cui si inizierà a giocare in quel dell'Unipol Domus per la partita tra Cagliari e Napoli. In diretta con Vittorio Sanna stiamo analizzando quelle che sono le statistiche, quelli che sono anche i giocatori, i protagonisti di questo match, almeno i 22 scelti dagli allenatori per iniziare la gara. Ci scrivete come sempre al nostro WhatsApp 340 5186 036, ci manda Alessio il suo Forza Castedu, così come il Forza Cagliari del nostro ascoltatore Manuel, che ci tiene sempre a continuare a supportare la sua squadra. C'è scritto anche un altro nostro ascoltatore, Riccardo, che ci manda una bella foto di un aperitivo. Noi ci abbiamo fame qua, spruzzino sardo al circolo prepartita. Speriamo che i calciatori non entrano già con la pancia piena. È un po' il sentimento che hanno molti tifosi dopo l'episodio di Pisa. Ci vuole un Cagliari affamato in questo pomeriggio. Sì, assolutamente sì. Io direi al digiuno, perché il digiuno è veramente lungo, quindi affamato per questo, deve mangiare, deve alimentarsi, non può smettere di farlo, perché insomma deve cercare di fare i punti con chiunque. Poi non posso anche non arrivare ai punti. È una questione di mentalità, quella di guardare le partite come partite che si devono vincere e non come partite che non si devono perdere, perché cambia tutto. Veramente è una questione di mentalità, ma sembra un dettaglio insignificante, ma cambia veramente l'atteggiamento durante una partita. Il Cagliari non deve assolutamente pensare a non perdere, perché quando tu pensi a questo molte volte il risultato è quello conseguente. Devi giocare per esprimere il tuo gioco, per dimostrare chi sei, per stabilire che cosa hai fatto, perché altrimenti non ha senso il confronto. Il confronto nasce proprio perché l'uno mette in campo le proprie qualità e l'altro le proprie, in un confronto appunto che deve dire poi chi alla fine merita di vincere. E vedremo se il Cagliari alla fine di questi 90 minuti avrà meritato la vittoria o comunque avrà ottenuto almeno dei punti importanti per il suo percorso all'interno della sfida salvezza. Ci auguriamo che questo possa essere l'esito dell'incontro odierno. Continuando a parlare di formazione, un Cagliari che conferma, come abbiamo detto, Foloruscio dietro la punta, che oggi sarà Sebastiano Esposito, un Foloruscio che però con il Pisa è parso un po' in difficoltà, in ombra, non è riuscito a esprimere al meglio le proprie potenzialità, oltre a quel fastidio che ha avuto all'inizio del primo tempo, senza che poi abbia portato a un cambio. Come può essere la parità del numero 90 oggi, che ritrova anche la sua ex squadra, per un giocatore che ha sicuramente qualità importanti, ma che si accende molto spesso quando trova rivalità personali anche? Ma io inizio di fare la vacanza ad Accra in Ghana, perché così accumula un po' di voglia in più. Non mi è piaciuto nel momento in cui abbiamo giocato a Pisa il fatto che al primo dolorino si sia seduto valutando se uscire o meno. Quando un giocatore ha questo spirito vuol dire che non è convintissimo delle proprie, non ha quella volontà che lo porta ad avere la passione, lo spirito di sacrificio, di rinuncia che serve per poter vincere le gare. È un atteggiamento disposto ad arrendersi anche nel rapporto col tuo corpo, e quindi spero che quest'oggi abbia gana in più. Ecco perché parlavo di Accra, abbia gana in più per cercare di riuscire a esprimere il suo potenziale, che come hai detto tu giustamente è un potenziale che è molto al di sopra di quello che esprime lui nella media, ed è un peccato, ed è un vero peccato. E vedremo se oggi Foloruscio riuscirà a mettersi in luce. Bella per la spiegazione, perché nel primo momento non l'avevo capita, quindi c'è voluto un attimo di chiarimento geografico per quanto riguarda l'Acra di Foloruscio. Intanto continuiamo con l'altra novità rispetto alle ultime formazioni di Pisacane, ovvero Rodriguez in campo per necessità, vista la squalifica rimediata da Aubert nell'ultimo turno. Come può essere la partita dell'uruguaiano, che ha avuto dei momenti di alti e bassi nel corso della stagione? Ma vediamo, io sono convinto che questo ragazzo abbia una grande carriera davanti, ma non mi è dispiaciuto neanche quando si sono lamentati, perché non è che lui abbia stonato nell'economia di una partita e si è notato che sia inferiore agli altri. Ha stonato quando lo hanno steccato tutti, quindi non ritengo assolutamente di dover sottolineare le eventuali alte e bassi di Rodriguez, che è stato sempre nella media e talvolta è stato nella media superiore e non nella media inferiore.
E ci auguriamo che anche oggi possa essere questo il caso contro degli avversari importanti, ma un ragazzo che si è visto che ha personalità nell'anticipo e non tira indietro la gamba. Vedremo come sarà la sua partita con il Napoli. Intanto ci scrive anche il nostro Luigi Coletti, pronto per sostenere i colori rossoblu, così come Mauro. Ciao a tutti voi amici, speriamo almeno in una partita dignitosa, naturalmente forza Cagliari. Ci vuole un messaggio da parte della squadra verso i tifosi dopo la brutta disfatta con il Pisa. Vito, siamo ormai agli sgoccioli della partita, un ultimo commento prima di iniziare. Sta per iniziare, voglio vedere più l'atteggiamento iniziale che conta molto, cioè lo spirito con cui tu guardi il pallone, quanto lo vuoi mangiare realmente, quanto lo vuoi conquistare e quanto vuoi riuscire a ottenere qualcosa di concreto in un match che ti dice che teoricamente tutto è impossibile, ma è proprio lo sportivo vero che viene fuori quando qualcuno ti dice tutto è impossibile. Iniziata. E allora tra pochissimo torneremo dal nostro Vittorio Sanna per la cronaca in diretta. Ci carichiamo come sempre al meglio grazie al nostro inno. Salza il vento sulla terra, soffia fitta rosso e blu, di corazze di quattro mari, lo sguardo fiero e forza antica. Cagliari Fantastico come sempre il nostro inno che ci introduce al match del Cagliari. Iniziata la battaglia tra i rossoblù e il Napoli, subito squadra partenopea in pressione con Caprile che è stato costretto a rinviare in malo modo. Fortunatamente l'azione poi è continuata con Dossena che è riuscito a allontanare il pericolo di un Hollywood che si trovava all'interno dell'area. Cagliari subito che deve mettersi a posto e cercare di rimettere le idee ognuna nel proprio luogo, ed è contro un Napoli che sicuramente tenterà sin dall'inizio di fare la partita e di andare a colpire la squadra rosso-blu con la qualità anche dei suoi giocatori, ed è un Napoli che riesce immediatamente a passare dopo neanche 2 minuti 1-0 del Napoli sul Cagliari. L'azione da calcio d'angolo, la prima occasione con il pallone che è arrivato sul secondo palo, il tiro di Buongiorno abbastanza sporco con la palla che è carambolata proprio sul legno, è tornata dentro e ha servito McTominay per il vantaggio napoletano. Ci auguriamo che ci possa essere qualche irregolarità, ma non dovrebbe essere nessuna posizione di fuorigioco per quanto riguarda questa azione. Buongiorno che ha lisciato la palla in un primo momento, poi ha colpito toccando Caprile, poi palla che è sbavuta sul legno, è arrivata nella disponibilità di McTominay. Davvero sfortunato il Cagliari immediatamente, ma subito partito con l'atteggiamento non consono alla gara, quello che aveva chiesto proprio il nostro Vittorio Sanna, e dopo neanche 2 minuti Cagliari che è costretto a rincorrere per il gol del 1-0 della squadra ospite. Noi andiamo a farci raccontare la partita dalla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Era dei tempi in cui non si carappiavano più i cani, che non vedevano una scena di questo tipo, perché quando c'erano i cani in amore tu li vedevi uno dietro l'altro che si seguivano e non riuscivi a capire chi era il tuo e di chi era l'altro. E l'azione del gol del Napoli è simile, praticamente un pallone colpito di testa all'interno dell'area, liscio di Buongiorno, palla sul palo, altro mezzo liscio di chi ha tirato, palla non presa da Caprile, uno gettegaisi si dice in giamaicano, e effettivamente il gol è nato così e ti ha detto subito anche però dell'attenzione, insomma, della cattiveria, della voglia di picchiare quel pallone e di allontanarlo il più possibile, che non c'è stata. E quindi partiamo con l'handicap, gol del Napoli dopo appena 1 minuto e mezzo, e chiaramente
sconforto che nasce immediatamente, ma la grande qualità delle squadre abitualmente deve essere quella di sapersi riprendere dallo sconforto. 3 minuti e 54 col Napoli che imposta il pallone per McTominay, che alla fine ha messo dentro il pallone, forse il gol più facile della sua vita. Il tocco a destra con il Napoli che può spingere, scavalca la linea centrale, cerca di imbeccare ancora Højlund che va giù nel contrasto con l'avversario. Per l'arbitro c'è il fallo di Dossena, è l'esatto contrario. Era l'esatto contrario, perché era stato praticamente il giocatore del Napoli a scaraventare giù il difensore, anche se poi ha messo le mani addosso, si è tuffato letteralmente in avanti Højlund per andare a cercare il fallo, e così facendo ha disorientato anche Dossena. Da di fatto c'è calcio di punizione, 4 minuti e 40 nel corso del primo tempo, punizione affidata al piede di Politano che ha piazzato il pallone, barriera posta alla distanza dovuta, con il calcio di punizione che vedrà protagonista insieme allo stesso Politano probabilmente De Bruyne. Vediamo chi andrà a calciare. Politano cercherà la porta, De Bruyne potrebbe tentare di trovare il cross, vediamo chi dei due andrà a battere. Chiaramente il tema cambia, la rincorsa da parte dei due giocatori, parte Politano per primo, tiro a giro con Caprile e con i pugni allontana il pallone direttamente in fallo laterale. 5 minuti e 15 rimesso in gioco per la squadra partenopea, che non poteva pensare certo a un inizio meno facile di questo. È pronto Politano a rimettere in gioco il pallone dentro l'area di rigore, con il tocco di ritorno ancora Politano che cerca un varco nel duello con Gaetano che gli ribatte il pallone in fallo laterale. La rimessa in gioco con ancora il Napoli in attacco, vicinissimi alla linea del fondo. Politano che chiama Højlund, mi pare, anzi McTominay, a cercare il pallone. Il colpo di testa di Dossena, quello di Froluccio, palla allontanata, recuperata fuori area da Olivera che la appoggia lateralmente a sinistra. Il pallone è portato ancora avanti dai giocatori del Napoli che cercano ancora De Bruyne all'indietro, c'è in pressing Esposito, lo scambio col pallone ancora giocato dai partenopei, nuovamente De Bruyne, la palla verso destra nella zona di Bencomat che va all'indietro a cercare il proprio portiere Milinkovic-Savic che riavvia l'azione. 6 minuti e 15, quindi si è iniziato con handicap. Cagliari 0, Napoli 1 lì nello studio. E quindi subito il vantaggio degli ospiti sul Cagliari all'Unipol Domus, 1-0 di McTominay, come raccontato anche dal nostro Vittorio Sandro, un'azione abbastanza confusa per il Cagliari che non ci ha messo abbastanza decisione nell'allontanare il pericolo, e di fatto poi dopo una deviazione sfortunata sul palo è costato questo disimpegno sbagliato il gol del vantaggio. Andiamo a ricapitolare rapidamente quali sono i 22 scelti in campo, visto che poi con anche la visione della partita siamo riusciti a rimetterli in ordine. Cagliari che gioca con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina e Dossena sono i tre difensori. A destra a centrocampo c'è Palestra con centrali ad Oppo, Gaetano e Suleiman. A sinistra Rodriguez con infine i compiti offensivi affidati alla coppia Foloruscio Sebastian Esposito. Il Napoli risponde col 3-4-2-1, Milinkovic-Savic è il portiere, Bencomat, Buongiorno e Oliveira sono i tre difensori. Centrocampo a 4 che vede Politano a destra, Gilmour, Lobotka centrali e Gutierrez a sinistra, con i due trequartisti che portano il nome di De Bruyne e McTominay, e l'attaccante è Højlund. Questa la formazione per quanto riguarda la squadra di Antonio Conte. C'è scritto il nostro Mauro da Quarto, io vi ricordo il numero WhatsApp 340 5186 036 per comunicare con noi. Subito un non ci siamo dal nostro Mauro, che giustamente aveva chiesto un atteggiamento valido, ma in realtà è proprio quello che è mancato in questo avvio. Ci ha mandato anche una bella foto Francesco con un saluto dalla curva nord, il nostro ascoltatore pronto a sostenere i colori degli isolani. Vedremo se questo supporto avrà un effetto anche sui giocatori in campo. Per ora dobbiamo dire un avvio di partita che ha visto il Napoli dominare e il Cagliari fare veramente poco. Avrà toccato forse un pallone in tutto Sebastian Esposito in oltre 8 minuti di gara, e quindi un avvio
per niente entusiasmante. Andiamo a vedere un po' di statistiche riguardante le due formazioni, partendo dalla forma in cui si trovano le due squadre. Il Napoli è in terza posizione in campionato con 59 punti guadagnati in 29 incontri, frutto di 18 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. La differenza reti di Partenopera conta di 45 gol fatti e 30 subiti. Il migliore giocatore degli azzurri è Rasmus Højlund, grazie ai 10 gol e 2 assist messi a segno in questo campionato. I ragazzi di Conte hanno ottenuto 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 5 partite, mentre in questa stagione sono riusciti a ottenere 8 successi, un pareggio e 6 sconfitte nei match giocati lontano dalla Campania. Il Cagliari invece si trova al 15° posto in campionato con 30 punti in 29 partite, frutto di 7 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. La differenza reti dei sardi racconta di 31 gol fatti e 41 subiti, con il migliore giocatore che è Sebastiano Esposito, grazie ai 4 gol e 4 assist siglati nel corso del campionato. Nelle ultime 5 partite i sardi hanno ottenuto 2 pareggi e 3 sconfitte, una vittoria che manca da tanto per quanto riguarda i rossoblù, che in questa stagione in casa invece sono riusciti a vincere per 4 volte, pareggiato in altre 4 occasioni e perso in 6 partite. Io vi ricordo che come sempre a partire dal 30° minuto dell'incontro del Cagliari avrete la possibilità di giocare anche voi con la nostra Wall Street English Football Challenge, il quiz di A Suon di Gol, che vi permette ogni settimana di mettervi alla prova con le 5 domande selezionate da Vittorio Osanna in palio per tutte le partite. C'è una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Per giocare dovete cliccare sul link che manderemo nella diretta YouTube di Vittorio Osanna al minuto 30. Avete 3 minuti per rispondere appunto ai 5 quesiti. Ogni risposta esatta sarà un gol fatto, ogni risposta sbagliata un gol subito. Se deciderete di non rispondere non avrete né malus né bonus. Nella scorsa giornata con il Pisa, tra l'altro, si è registrato il primo filotto di domande, quindi complimenti al nostro ascoltatore che ne ha fatto 5 su 5 e di fatto si è aggiudicato la giornata. Molto bravo nella circostanza, la prima volta che qualcuno riesce a indovinarle tutte, quindi complimenti. Provate a batterlo in questo venerdì, in questo avvio di weekend calcistico, e noi ci prendiamo invece una piccola pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontare questo Cagliari-Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol.
Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo seguendo la partita tra Cagliari e Napoli, punteggio che si è già sbloccato al secondo minuto con il gol del Napoli grazie a McTominay, che è riuscito a rivedere in rete un'azione confusa nata da il primo calcio d'angolo dell'incontro appunto per la squadra campana, che è subito andata in vantaggio. E dobbiamo dire, nel resto del tempo in cui si è giocato c'è stato veramente poco Cagliari. Qualche minuto or sono il primo tentativo di azione offensiva, con un bel dispiegamento del possesso verso destra, la palla che è arrivata a palestra, che poi ha servito dopo in zona di tre quarti. Il cross del centrocampista però troppo prevedibile, con Foloruscio che non ha capito il tempo di inserimento. Era anche difficile effettivamente arrivare con un buon tempismo sul suggerimento del numero 8 cagliaritano, e palla che si è spenta sul lato. Quindi questa è l'unica per ora azione che ha visto il Cagliari arrivare almeno nella tre quarti della formazione oggi ospite alla Domus. Andiamo a vedere i precedenti tra le due compagini. Sono 91 le sfide già avvenute tra Cagliari e Napoli, con i sardi che hanno ottenuto 14 vittorie, 34 pareggi e 43 sconfitte. In casa il bilancio migliora leggermente, con 44 incontri che hanno visto 9 vittorie sarde, 22 pareggi e 13 sconfitte. L'ultimo successo risale al settembre 2019 con l'1-0 in trasferta ottenuto grazie al gol di Lucas Castro. L'ultima vittoria invece in Sardegna è datata aprile 2009 con il 2-0 maturato grazie alle reti di Geda e Lazzari. Il Cagliari non vince da ben 14 incontri casalinghi contro il Napoli. È davvero la bestia nera dei sardi, una vittoria che non arriva da tantissimo tempo, soprattutto davanti al proprio pubblico. Stiamo parlando di ben 17 anni. Vedremo se oggi si riuscirà a spezzare l'incantesimo. C'è da dire che l'inizio della storia è sicuramente di quelli drammatici. Ci auguriamo che il finale possa essere lieto per quanto riguarda gli uomini di Pisacane. Quindi questo quello che sta accadendo nell'Unipol Domus. Queste erano le statistiche riguardanti le due formazioni. Il Napoli, che qualche minuto or sono è andato nuovamente vicino al gol con il cross al centro di Politano per il solito McTominay. Con lui è saltato Mina, che ha toccato di fatto con la spalla la sfera, terminata nuovamente in corner. Un Cagliari che, dobbiamo dire, in questa prima parte dell'incontro ha avuto forse un possesso palla del 15, esagerando 20%, perché davvero il Napoli sta riuscendo a essere brillante in ogni sua transizione. C'è davvero poche chance al Cagliari di mettersi in evidenza. Ci ha provato nuovamente la squadra ospite, e attenzione perché non è andata poi tanto lontano dal bersaglio con il colpo mancino di Politano sul primo palo. Attento però Caprile, che ha messo in corner sulla soluzione dell'esterno partenopeo. Fortunatamente il gioco era fermo per posizione di fuorigioco, e quindi non sarebbe stata poi un'azione valida. Mentre è arrivato il primo giallo dell'incontro, e a prenderlo è stato Lobotka del Napoli, che è entrato in malo modo su Foloruscio, tacchettata in petto da parte di Lobotka, gamba veramente alta che colpisce in pancia il numero 90 del Cagliari. Solamente cartellino giallo, ma qua ha rischiato parecchio il mediano napoletano, perché è vero che stava andando sul pallone cercando di rinviarlo, ma con il piede molto molto alto, che tra l'altro è andato quasi in protezione per evitare che Foloruscio gli frenasse addosso, e questo ha portato a una maggiore spinta. Quindi molto molto pericolosa la situazione di Lobotka. Sappiamo come i tacchetti dei calciatori di Serie A siano particolarmente dolorosi da ricevere sul corpo. Così è stato per quanto riguarda Foloruscio, che poi è dovuto richiedere le cure dello staff medico, e di fatto comunque questa azione ha portato alla prima ammonizione dell'incontro nei confronti di Lobotka del Napoli, e ci auguriamo che questa possa essere una motivazione in più per i rossoblù per cercare di affrontare nell'uno contro uno con maggior frequenza gli avversari, visto che uno dei due mediani della formazione di Conte è ammonito. Andiamo a sentire e a vivere le emozioni della Domus con la cronaca di Vittorio Sanna.
Insomma, il Napoli ci tenta da un rosso probabile a una richiesta di giallo contro Fololuscio che non c'era assolutamente. Insomma, il Cagliari un po' adesso sta svegliando, il fallo di mano dentro l'area di Fololuscio e non di un giocatore partenopeo, quindi noi inutili le proteste, mentre l'intervento di prima di Lobotka con stato il giallo, sì, hai detto bene, non è stato un fallo, è stato un fallo per paura, ma il fallo c'era, il gioco pericoloso era da rosso, non era da giallo, perché il piede è andato a conficcarsi sul petto di Fololuscio con la paura che gli venisse addosso, ma di fatto il fallo è avvenuto indipendentemente dalla volontà del calciatore. E poi a seguire un colpo di testa dove in questo caso è stato Becumà a far di tutto. Attenzione, palla rubata da Esposito va a tirare invece che passare la palla a Fololuscio, tiro che finisce fuori. Ha concluso in diagonale quando la porta è piccola. È piccola 1 metro da quella posizione la porta, è piccola 1 metro, è Milinkovic-Savic davanti, la palla devi passare in una circostanza di questo tipo, è praticamente piccolissima la porta da lì, mamma mia, cioè veramente incredibile. Il rilancio avanti ancora con la palla giocata, dobbiamo sfruttare le occasioni, siamo sempre seguiti i discorsi, non riusciamo ad avere questa lucidità, molto riusciamo a prendere dalla libidine del gol, non abbiamo soluzioni negli ultimi 20 metri, abbiamo saggezza negli ultimi 20 metri, rimessa con le mani, il pallone che ha scambiato tra Lobotka e Olivera, poi reso all'indietro, Napoli che adesso fa ruotare il pallone, peccato perché il Cagliari in 2 occasioni qualche pericolo l'ha portato, ma non l'ha saputo concretizzare, non l'ha saputo far diventare azione da gol, è diventato solamente quasi tentativo di appiccare un incendio che poi non ha però divampato. Pallone ancora giocato dal Napoli che con l'esterno cambia gioco, va verso destra adesso a cercare Becumà che avanza, certa in profondità De Bruyne ancora largo per Politano nel duello con Juan Rodriguez, Politano si accentra, cerca Lobotka che poi tocca corto ancora per l'arrivo di un compagno, attenzione al cross ribattuto da Adopo che cerca poi di andare sul pallone, tentativo precedente di Olivera, ancora un incrocio con il pallone giocato a Lobotka ma sui piedi di Esposito che vede fuori il portiere e gli regala il pallone, tenta il tiro da fuori ma non sorprende Milinkovic-Savic, il pallone recuperato quindi ancora dal Napoli, Becumà, palla per Lobotka che rende ancora all'indietro quando siamo al 21esimo minuto del primo tempo, di un primo tempo confuso, nato con un gol confuso, continuato a giocare con un po' di confusione, Cagliari però almeno con un po' di dignità ha spinto il baricentro un po' più in là, riesce a giocare qualche pallone in più. Ancora Napoli che tenta di impostare con Olivera il tocco con l'esterno per far proseguire l'azione nel settore di sinistra, palla dentro per Højlund nel duello con Mina, un rimpallo, la palla che esce in fallo laterale, la rimessa in gioco in favore della compagine napoletana con Højlund che chiedeva il pallone in profondità, la rimessa con le mani già effettuata, McTominay che rende palla, attenzione, tentativo di entrare, Zé Pedro non ci riesce neanche un secondo, ancora la palla all'interno dell'area con finalmente dopo che mette fuori Fololuscio, fermato nel suo tentativo di ripartenza da intervento regolare di Olivera, insiste il Napoli col pallone che viene spostato a destra per Politano che controlla nel duello con Juan Rodriguez, lo punta cercando di trovare uno spazio, ancora Politano si accentra col sinistro, il cross all'interno, la parata facile da parte di Caprile. 21:55, Cagliari 0, Napoli 1, lì nello studio. E quindi continua il match della squadra rossoblu con Esposito che effettivamente ha avuto un'opportunità importante sul pallone recuperato, ha tentato il tiro, l'ha forzato, anzi come ha detto bene il nostro Vittorio Ossanna, perché al centro si trovava sia Fololuscio che stava tenendo sul primo palo, sia dopo leggermente dietro il numero 90, quindi aveva 2 soluzioni, ha scelto la più complessa, ovvero il tiro di destro. Lì ci sarebbe dovuto essere davvero un portiere che non riusciva a coprire la porta per poter far passare la palla da un angolo del genere, ma vedremo se avremo altre occasioni e soprattutto se riusciremo a sfruttarle meglio, perché poi come abbiamo detto tante volte con il nostro Vittorio Ossanna, il Cagliari le ha avute anche le occasioni in partite che ha perso, una soprattutto quella col Como, ma anche in precedenza con il Milan, con quell'1-0 incolore da parte dei rossoneri, con il Cagliari che invece era stato molto più pericoloso, e il Cagliari deve migliorare proprio questo cinismo quando si trova davanti alla porta, perché non è possibile
possibile non sfruttare così tante azioni, soprattutto quando sei una squadra che si deve salvare, quindi deve riuscire a far valere ogni centimetro, ogni minimo errore da parte degli avversari. Andiamo a vedere un po' di statistiche riguardanti i due allenatori, con Felpi Pisacane che ha allenato contro il Napoli in 2 incontri quest'anno all'andata e in Coppa Italia, ottenendo 2 sconfitte. L'allenatore invece l'ha incontrato 6 volte, ottenendo 1 vittoria e 5 sconfitte. Antonio Conte invece ha sfidato il Cagliari in 17 partite, ottenendo 13 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. I due tecnici si sono sfidati, come abbiamo detto, per 2 incontri che hanno visto vincitore in entrambe le occasioni Conte. Questi i numeri per quanto riguarda gli uomini che hanno scelto i componenti della partita, almeno per questa prima parte. Vediamo se oggi Pisacane riuscirà a spezzare questo incantesimo e riuscire almeno a ottenere un punto contro Conte. Ci scrive il nostro Andrea: accendo la radio e sento che per il Cagliari è già notte e fonda, ma le giornate non si dovrebbero allungare adesso. È una bella considerazione il nostro Andrea, e effettivamente dovrebbe esserci più sole, più luce, invece nell'ultimo periodo stiamo vedendo purtroppo buio, almeno nelle partite del Cagliari, anche se, come abbiamo detto, dopo un avvio sicuramente in gravissima difficoltà, negli ultimi 10 minuti la formazione di Pisacane è riuscita a uscire maggiormente, ha costruito anche più di un'azione che poteva rivelarsi pericolosa, andando a calciare con Sebastiano Esposito largo da dentro l'area, e poi con lo stesso numero 94 che ha tentato invece il gran colpo balistico direttamente dalla sua metà campo per sorprendere Milinkovic Savic, senza riuscire nell'impresa. Continuiamo a analizzare il match tramite le statistiche riguardanti i protagonisti, perché un altro di coloro che potrebbe essere protagonista, ci auguriamo di no, ma di fatto è una possibilità, è Mariani, l'arbitro dell'incontro. Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, 182esima direzione in assoluto nella massima serie, durante la quale durante le precedenti ha maturato una media di 4,49 cartellini gialli a partita, con 19 doppi gialli, 33 rossi e 58 rigori assegnati, circa un rigore ogni 3 match. La sua media in tutte le competizioni è invece di 4,39 gialli per incontro, lo 0,34 rigori fischiati per gara. Quest'anno ha già abilitato 12 match in Serie A, durante i quali è stato 49 gialli, 3 doppi gialli e un rosso diretto, e ha assegnato 5 rigori. Ha diretto il Cagliari in 16 occasioni, in cui i rossoblù hanno ottenuto 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Il Cagliari però non perde da 5 incontri sotto la sua direzione, quindi se andiamo a trovare delle statistiche a favore della formazione isolana, c'è da dire che sotto il fischietto di Aprilia non si perde da 5 partite. Ha diretto il Napoli invece in 27 occasioni, in cui i partenopei hanno ottenuto 17 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. A supporto del fischietto di Aprilia ci sono gli assistenti Bindoni e Tegoni, quarto ufficiale Perri, al VAR c'è Marini, coadiuvato da Serra. Questa la formazione arbitrale per dirigere al meglio la gara tra Cagliari e Napoli, una gara che si sta avviando verso la mezz'ora. Allora io vi ricordo che al minuto 30 daremo la possibilità anche a voi di mettervi alla prova in questo weekend con la nostra Wall Street English Football Challenge, il quiz di Radio Super Sound che vi permette ogni settimana di vincere una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Per aggiudicarvelo dovete avere il miglior punteggio di giornata tra risposte esatte e sbagliate, 5 domande che necessitano una risposta entro 3 minuti dall'entrata nel link. Mi raccomando, lasciate mail e nome per essere ricontattati in caso di successo. 5 domande, ogni risposta esatta è un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non ci saranno malus né bonus. Vi ricordo anche il premio stagionale alla fine del campionato, ovvero un corso gratuito presso il nostro sponsor Wall Street English. Quindi continuate a giocare con noi per scalare la classifica e ottenere questo grande premio. Tra pochissimo vi daremo conferma che è possibile dilettarsi nella nostra sfida
vedremo un po' come andrà, ma intanto iniziamo a presentare quella che sarà il 30° turno del campionato di Serie A, con la sfida che si giocherà successivamente al match del Cagliari. Questa sera alle 20:45 andrà in scena Genoa-Udinese, una sfida tra due squadre che ricoprono delle posizioni in classifica abbastanza tranquille. Il Genoa si trova al 13° posto, solo 3 punti in più del Cagliari, ma comunque importanti, che gli consentono di avere un distacco alla Cremonese di ben 9 lunghezze a 10 giornate dalla fine. Udinese invece all'11° posto, 3 lunghezze in più del Genoa, comunque centro classifica per una squadra friulana che non dovrebbe avere particolari pensieri nella parte conclusiva del campionato, visto le tante squadre che sono sotto di lei. Udinese che non vince da 2 match, ha ottenuto il successo contro la Fiorentina 3 turni or sono. Genoa invece che viene da 2 vittorie consecutive che ne hanno permesso di salire di parecchio in classifica, quella sorpresa contro la Roma e quella contro il Verona della scorsa settimana, per un Grifone che nelle ultime 2 giornate è riuscito a rosicchiarsi ancora maggiormente un pezzo di salvezza. Vedremo chi l'avrà vinta stanotte nella gara che si giocherà a Marassi. Sicuramente il Genoa vorrà sfigurare davanti al suo pubblico e magari vorrà anche regalargli un bel weekend prima della sosta per le nazionali che ci sarà nella prossima giornata, la prossima settimana, in cui appunto il campionato rimarrà fermo. Questi quindi i match, che l'altro match che si giocherà nella giornata di oggi. Intanto dall'Unipol Domus un Napoli che ha abbassato un po' i ritmi della partita, ma è comunque riuscito ad andare alla conclusione qualche minuto or sono grazie al tiro da fuori area, se non ho visto male, di Politano, che ha cercato di impensierire Caprile, ma la sua mira è risultata troppo esterna. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, lasciamo spazio ai nostri sponsor e poi torniamo a raccontarvi questo primo tempo tra Cagliari e Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi, ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Nuovamente in diretta dalla studio della Corte del Sole a Suon di Gol su Radio Super Sound. È una partita che sta diventando un po' noiosa. Il Napoli che la sta addormentando dopo un periodo centrale in cui il Cagliari aveva avuto la possibilità di far male. Grande possesso palla da parte degli uomini di Conte, con i giocatori rossoblù che sono tagliati fuori, ma è un Napoli che naturalmente fa anche mestiere nel cercare di amministrare il tutto e aspettare che si addormenti un po' la retroguardia rossoblù per cercare di colpirla nuovamente, visto la condizione di vantaggio arrivata dopo neanche 2 minuti grazie alla rete siglata da McTominay. Noi siamo pronti per vivere le emozioni della Domus e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Il Napoli che imposta nel settore di sinistra, porta avanti il pallone, tenta di entrare, il passaggio per l'interno con il pallone recuperato da Mina, poi il passaggio per riportare la palla su Caprile, il rilancio lungo alla ricerca di Fololuscio, la sponda, sta facendo sportellate con chiunque, giocando con grande determinazione oggi Fololuscio, l'esatto contrario di quello che avevamo notato a Pisa. Non è fatto ruotare a sinistra con Napoli che ha recuperato ancora, porta avanti il pallone con Olivera, lo scarica ancora a sinistra, c'è il tocco centrale per De Bruyne che cerca un varco, cerca di dialogare con McTominay, non passa McTominay, chiuso, la palla è ribattuta, poi all'esterno Esposito non riesce a catturare la palla, l'arbitro fa proseguire con il Napoli ancora che insiste, Dossera in anticipo sull'avversario e poi il tiro in porta da parte di Oilon che era andato a stazionare irregolarmente Dossena in questa circostanza. Protesto Esposito nel frattempo per il contatto precedente che l'arbitro non ha giudicato, netto il fallo di Oiland ai danni di Dossena. Il calcio di punizione per il Cagliari è illegittimo quando inizia il 35° minuto sul punteggio sempre 0-0 decide il bisticcio da cani all'inizio della partita che ha portato al gol di McTominay. Il resto è stata una partita in cui il Napoli ha giocato meglio per un quarto d'ora, ma ora il Cagliari è venuto fuori e la partita è molto equilibrata. La rimessa in gioco da parte della squadra rossoblù, diciamo che Cagliari è molto più voglioso, Napoli un po' più ordinato anche se talvolta impreciso. Palla giocata da Gaetano che tenta di farsi largo nel duello con De Bruyne, riesce a dare all'indietro per Dossena, da Dossena all'indietro ancora per Caprile che si può preparare il rilancio lungo, chiama palla Esposito, la palla è ancora più in là con lo stop comodo da parte della retroguardia del Napoli, lo bocca con l'esterno per il movimento straordinario di McTominay, il fallo di De Pedro, il cartellino giallo al suo indirizzo, lo sa De Pedro, non si volta ma lo sa che ha preso il cartellino giallo e lo ha anche meritato in questa circostanza, perché McTominay di slancio lo aveva praticamente lasciato sul posto con un giochino di gambe, praticamente è andato in modo perpendicolare al pallone, ma con l'interno del destro ha toccato la palla ed è riuscito a girarsi in un fazzoletto di terreno con grande astuzia. Pallone portato avanti ora dal Napoli, il tocco a destra con il passaggio centrale per l'Olbocta, verticalizzazione, bravo ancora Dozzena con l'esterno a dopo che riesce a far passare la palla, la recupera Esposito alza la testa, scodella a destra per Zé Pedro che raggiunge il pallone, il tocco largo per Palestra che tenta di partire nel duello con Olivera, non riesce a allungare la falcata, Esposito per a dopo all'indietro per Gaetano che allarga a sinistra per Juan Rodriguez che può avanzare, il cross di Juan Rodriguez all'interno, va Esposito, palla allontanata, la recupera Zé Pedro, posizione per crossare, tiro in porta con la parata da parte di Milinković-Savić sul proprio palo, ancora Milinković-Savić contro con un giocatore del Cagliari che rimane a terra, era Esposito, e intervento arbitrale per il calcio di punizione. Zé Pedro, l'azione più pericolosa del Cagliari sul piede del giocatore portoghese che ha calciato con l'esterno a sorpresa mentre gli altri si aspettavano il cross, era attento però Milinković-Savić ed è riuscito a ribattere con i pugni per poi dominare sullo spiovente anche fisicamente sul pallone che era stato in cui si è andato a cercare il giocatore del Cagliari Esposito. 37° minuto, sempre 1-0 del Napoli sul Cagliari e la linea torna allo studio. È un Cagliari quindi che riesce a siglare il primo tiro in porta della partita, questo tiro cross di Zé Pedro su ispirazione quasi quaresmana, mettiamola così, una trivela da parte del difensore centrale cagliaritano, ma d'altronde
in Portogallo conoscono molto bene questa tipologia di colpo. Ci ha tentato Milinković-Savić, che in un primo momento è rimasto sorpreso e anche respinto in maniera non troppo pulita, mettiamola così, con i pugni in distensione. Ha rischiato qualcosa l'ex estremo difensore del Napoli, ma è un Cagliari che quindi ci prova in questa parte conclusiva, sfruttando al massimo un errore di possesso da parte del Napoli, con la buona iniziativa di Sebastiano Esposito a cambiare lato, e da lì poi è nata e si è sviluppata l'azione che ha portato al tiro di Zé Pedro. Noi continuiamo a vedere un po' di statistiche riguardanti questa partita. Io vi ricordo che è iniziata la Wall Street English Football Challenge, vi abbiamo dato la chiave d'accesso, quindi potete mettervi alla prova tramite il link sulla diretta del nostro Vittorio Sanna. Ex tra le due squadre ce ne sono 3 nel Cagliari, nessuno nella formazione partenopea. Pavoletti, Gaetano e Caprile sono gli uomini che in passato hanno vestito la maglia azzurra, nessuno, come detto appunto, negli ospiti oggi alla Domus. Tra gli infortunati invece nel Cagliari assenti Felici, Borrelli, Idrissi e Belotti. Oberto è squalificato, Gaetano, Zé Pedro e Dossena sono diffidati, quindi Zé Pedro salterà la prossima partita del Cagliari. Questa non è una grande notizia, fortunatamente dovrebbe tornare Obert dalla squalifica. Nel Napoli infortunati Ramani, Di Lorenzo, Vergara e Neres, anche se hanno recuperato parecchi componenti della squadra azzurra. Un Napoli che nella parte iniziale del campionato ha avuto davvero tante assenze, un'infermeria piena, piano piano sta riuscendo a rimpolpare le proprie fila anche con i giocatori che stanno recuperando dall'infortunio. Continuiamo alla presentazione di questo 30° turno del campionato di Serie A con la gara che aprirà invece la giornata di sabato, quella che vede contrapposte Parma e Cremonese, una gara che ci riguarda da vicino. Il Parma si trova, diciamo, in situazione abbastanza comoda, 34 le lunghezze conquistate dai crociati fino a questo momento, che nelle ultime 5 partite di fatto hanno creato il bottino che li sta portando lontani dalla zona di retrocessione. Parma che appunto ha perso sì l'ultimo scontro contro il Torino, ma precedentemente ha pareggiato con la Fiorentina e col Cagliari ed è riuscito a ottenere 2 successi con il Milan e con il Verona, che gli consentono in questo momento di occupare il 12° posto in classifica con 34 lunghezze. Situazione decisamente peggiore per la Cremonese, che si trova al terzultimo posto in campionato con 24 punti conquistati fino ad ora, 4 sconfitte consecutive per i grigiorossi, che nell'unico pareggio nelle ultime 5 hanno pareggiato uno scontro diretto contro il Genoa. Cremonese che è corsa ai ripari per quanto riguarda le azioni possibili della società, esonerando Davide Nicola, al suo posto Giampaolo, che cercherà di rimediare in questa parte conclusiva alla parte centrale di campionato terribile svolta dalla formazione lombarda. Vedremo se ci riuscirà. La salvezza è sicuramente ancora fattibile, con 3 punti di distanza dal Lecce a 27, Fiorentina a 28 e Cagliari che, se dovesse perdere anche oggi, si trova a 6 lunghezze dai grigiorossi, che come detto hanno la possibilità di ottenere subito 3 punti con il nuovo allenatore in una sfida abbordabile per le potenzialità della forma della Cremonese, appunto contro il Parma in trasferta. Vedremo come andrà nella giornata di domani alle 15. Sarà un match da seguire particolarmente da vicino, a meno che il Cagliari non riesca a ottenere dei punti importanti contro il Napoli oggi. Ci auguriamo che possa essere questo il caso, per lasciar tranquilli gli ascoltatori sardi di viversi un sabato senza grosse preoccupazioni, non dover emozionarsi non si sa in quale direzione, direttamente per il match tra Parma e Cremonese di un sabato qualsiasi alle 15. È un Cagliari, come detto, che ci deve tentare soprattutto in contropiede quando il Napoli si distende in modo importante verso l'area rossoblu. Ci ha provato Palestra a superare la guardia di Gutierrez qualche minuto or sono, ma il numero 3 partenopeo è stato più bravo ad arrivare prima sul pallone. Palestra che poi è rimasto a terra per uno scontro con i tacchetti del difensore azzurro, ma fortunatamente non si è trattato di nulla di troppo pericoloso e nulla di troppo doloroso per quanto riguarda l'esterno arrivato in prestito dall'Atalanta.
tra le fila della formazione isolana. Ancora Napoli che ci ha provato qualche minuto or sono con un'azione da sinistra che ha consentito a McTominay di controllare al limite dell'area e di armare il suo mancino. Una deviazione di uno dei difensori della formazione di Pisacane ha consentito alla palla di terminare in calcio d'angolo senza creare ulteriori pericoli alla retroguardia rossoblù. Una retroguardia che, come abbiamo detto a inizio partita, non si è comportata benissimo con il gol concesso al Napoli in un'azione confusionaria e che ora deve sostenere anche tramite gesti che possano dar fiducia al resto della squadra per cercare di attaccare gli uomini di Conte e di riportare il punteggio in equilibrio. Sarebbe un grande risultato se si riuscisse a farlo già prima del termine della prima frazione, che tra pochissimo si concluderà, quindi vedremo un po' in che situazione il Cagliari andrà al riposo negli spogliatoi. Dobbiamo dire questa prima parte di incontro, come ha detto il nostro Vittorio Fasana, Foloruscio sta facendo la guerra in ogni punto del campo, è un po' egoista nelle scelte Sebastiano Esposito, che però dobbiamo dire si sta spendendo tanto per il resto della squadra, sta cercando di interpretare il suo ruolo tornando anche indietro per aiutare i compagni nella copertura. È bravo almeno a livello di intenzione Esposito, che però non l'è stato altrettanto quando si è trovato nella condizione di dover scegliere se tirare verso la porta o servire un compagno in area nella azione che abbiamo raccontato in precedenza. Vedremo come si concluderà questo primo tempo, come il Cagliari riuscirà ad arrivare al riposo. Sono andati un po' di lamentele in campo qualche minuto or sono per una botta subita da Gilmour, ma sembra che Mariani per ora non abbia commesso gravi errori nel corso della partita, che qua ha lasciato giocare perché il possesso era rimasto in favore del Napoli, quindi la norma del vantaggio è stata applicata dal direttore di gara della sezione di Aprilia, e questo è un po' il racconto di quello che sta accadendo all'interno del rettangolo verde. Noi tra pochissimo andremo a vivere le emozioni della gara direttamente con la voce del nostro Vittorio Sanna. Intanto il calcio d'angolo che si era creato successivamente nell'azione in cui si è lamentato di parecchio Gilmour fortunatamente è terminato con un nulla di fatto, con la palla che è stata respinta in maniera abbastanza agile dalla difesa del Cagliari, fortunatamente almeno in questa circostanza, visto che non è stato sempre così nel corso del primo tempo. Noi siamo pronti a vivere i minuti conclusivi di questa prima frazione, lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. Il recupero, intanto sono 2 minuti di recupero, intanto è Hojlund che tenta di voltarsi, cosa che non riesce, allarga a sinistra il pallone, Napoli che insiste con un pallone filtrante che viene recuperato da Mina, che non aspetta Caprile, va a mettersi un po' nei guai, spinta giù, va ancora giù Mina, tocca il pallone con le mani, ma quando l'arbitro l'ha già fischiato e ci sarà calcio di punizione in favore della compagine cagliaritana, con Mina che discute con l'avversario per le spinte che aveva ricevuto. Si prepara per la battuta ora Caprile, 45 minuti e 2 di recupero quindi in questo primo tempo, con l'arbitro che ancora dialoga con i protagonisti dello scontro precedente. Ripeto, uno è Geremina, l'altro non ho identificato bene di chi si tratta, forse Olivera, è proprio Olivera il giocatore che ha ripreso posizione. Siamo alla fine quasi del primo minuto di recupero, si è giocato pochissimo, Foloruscio che prolunga le sue spalle, c'è il recupero da parte del Napoli con Gutierrez che perde però poi il pallone, c'è il fallo fischiato contro Esposito, il calcio di punizione in favore del Napoli, con Esposito che si lamenta perché il fallo a quanto pare non c'è stato. In effetti anche stavolta c'è totalmente buttato il giocatore del Napoli e l'arbitro gli ha fischiato un calcio di punizione inesistente, proprio non c'era assolutamente niente, e poi va anche a ulteriormente rimproverare il giocatore del Cagliari che aveva protestato perché la legge divina affidata agli arbitri non va contestata. Attenzione al calcio di punizione adesso di Milinkovic Savic, con lo mancano di 15 secondi alla fine,
tutto pronto, l'arbitro che non ha praticamente fatto giocare questi 2 minuti di recupero, pallone nella metà campo del Cagliari, anticipo da parte di Mina colpito dall'avversario, intervento arbitrale, altro calcio di punizione, ora è Mina che sta giù con vicino a lui il giocatore Oiland che ancora una volta era andato allo scontro con il nostro, e poi Juan Rodriguez avanti, il fischio dell'arbitro, si fa a riposo, primo tempo deciso da un Gollonzo, proteste poi da parte di McTominay nei confronti non so di chi, sta lamentando un po' con tutti, di volta da dire delle cose, non so all'indirizzo di chi. Oiland nel frattempo, Esposito che dialoga con Mariani, Mina che dialoga con Mariani dice: così come Mina si è tuffato da quella parte proteggendo il pallone, anche dall'altra c'è stata la stessa cosa. Sì, ma non dovevi fischiare né da una parte né dall'altra, allora se non c'era. E vabbè, a te Andrea. Sì, purtroppo quindi decisioni che non piacciono ai protagonisti in campo da parte di Mariani in questo finale d'incontro, almeno del primo tempo di questa partita tra Cagliari e Napoli. È stata una prima frazione, Vitto, un po' incolore da parte del Cagliari, ci ha provato naturalmente di fronte anche alla bravura degli avversari, ma poco incisivo il meccanismo di Pisacane nel riuscire a mettere in difficoltà la retroguardia di Conte. Sì, però faccio anche un'altra considerazione, sarebbe 0-0 senza quel bisticcio all'interno dell'area, quindi tutto sommato, considerato che stai giocando col Napoli, non hai poi subito tanto, non hai rischiato tantissimo, alla fine la partita poteva starci, peccato perché è iniziato tutto con quel, ripeto, Gollonzo, perché poi è vero che non si è riuscito a allontanare il pallone, ma c'è il liscio di Buongiorno, il pallone che batte sul palo, il tiro colpito male a McTominay, c'è di tutto insomma, e quindi se a definire la differenza è quel gol, alla fine dobbiamo rivalutare un po' tutto attentamente, e nel rivalutare tutto c'è un Cagliari che ha subito il Napoli nel primo quarto d'ora, in cui secondo me ha rischiato anche qualcosa di vero rispetto al gol che ha subito, e poi piano piano però siamo riusciti anche a sollevare il baricentro, noi con la determinazione e loro col tentativo di giocare, noi con la determinazione ma non riuscendo mai a fare delle cose molto pulite e loro sbagliando tanto. Sì, un po' il racconto di questo primo tempo, il sunto estremo di quelli che sono stati i 45 minuti che abbiamo vissuto all'Unipol Domus per quanto riguarda il match della 30ª giornata tra Cagliari e Napoli. È una gara, come abbiamo detto, decisa dal Gollonzo di McTominay dopo neanche 2 minuti, circa 1 minuto e 20 era passato dal fischio iniziale, e poi McTominay ha trovato immediatamente la via della rete. Tra pochissimo commenteremo tutti quelli che sono stati i momenti salienti di questa prima frazione. Prima spazio ai nostri sponsor. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio. Realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la
la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta Suon di Gol su Radio Super Sound. Terminata la prima frazione tra Cagliari e Napoli, punteggio di 1-0 per i partenopei che, come abbiamo detto in precedenza, hanno trovato subito la via della rete grazie a un'azione confusa che ha portato al tap-in a porta vuota di McTominay, probabilmente uno dei gol più facili della sua carriera per quanto riguarda lo scozzese, ma fatto sta che il Cagliari ora deve recuperare. Come può cambiare quello che è il risultato del campo pisacane nel corso del secondo tempo, Vitto? Lo sapessi glielo dicessi. È difficile da dire perché è complicatissimo, cioè nel senso che devi cercare di continuare a giocare così, devi cercare di vincere un duello in velocità, devi cercare di vincere un duello fisico, devi riuscirci anche fisicamente a trovare la via della rete, perché con il Napoli tecnicamente è complicato, lo devi cercare con grande determinazione e cercando di mettere qualcosa di più attaccante, cioè di qualcuno che sappia cosa fare quando si tratta di giocare negli ultimi 20 metri, perché continuiamo a giocare con pochi giocatori predisposti al gol, con pochi giocatori predisposti alla realizzazione, e questo è un po' il difetto di questa squadra. E servirà quindi mettere qualcuno che riesca a buttarla dentro, come si dice nel gergo più semplice. Chi pensi possa essere uno degli indiziati? Sicuramente c'è Kiriksoy che ha prerogativa rispetto agli altri all'interno della panchina. Sì, nel finale però, perché poi Kiriksoy non è il giocatore che ti permette le controffensive, cioè per assurdo hai bisogno di un giocatore che sappia muoversi a campo aperto, quindi non so se realmente può essere lui. Faccio fatica anche io a pensare perché non sono quelli che hanno le caratteristiche, non so se sono tanto esperti all'altezza della situazione di oggi. Parlo di 3P che per caratteristiche potrebbe essere quello adatto, di Albarracini che potrebbe essere un altro di quei giocatori adatti, però è difficile, veramente complicatissimo poter pensare in questi termini, perché stiamo parlando di giocatori che ancora devono dimostrare le loro potenzialità, quello che si intravede, quindi non mi sentirei sicuro a fare questo cambio immediatamente. Sono cambi che fai quando sei quasi disperato. Effettivamente è un Cagliari che oltre al gol iniziale è vero che ha subito le iniziative del Napoli in qualche occasione, ma dobbiamo dire che la retroguardia ha retto abbastanza bene, limitando nel possibile soprattutto l'azione di Højlund, che non ha praticamente mai avuto la possibilità di calciare in modo pulito. Sì, è stato un Cagliari che tutto sommato la difensiva, ma anche perché ne ha tanti difensori in campo, ha saputo alla fine contenere, ne ha tanti, quindi da questo punto di vista diciamo che lo squilibrio, quel che manca in attacco è perché ce l'hai in più in difesa, l'hai fatto valere, a parte in occasione della prima azione che ha portato al gol. Nelle altre il fatto che tu abbia qualche giocatore in più ti ha permesso di neutralizzare la squadra napoletana, però devi segnare ora, perché quel gol entra come un macigno. Fossimo sul risultato di parità, sai, potresti fare altre valutazioni, ora valutazioni diverse non le puoi fare. No, bisogna semplicemente continuare a lavorare ed essere più precisi, soprattutto quando capita l'opportunità sotto porta. Bisogna avere un po' più di quel cinismo utile per fare i punti che ci servono per salvarci. Il centrocampo, Vitto, come ti è parso, con Adoppo e Sulemana a cercare di infastidire gli avversari e Gaetano soprattutto utile nella fase di impostazione? Sulemana non mi è piaciuto tantissimo, devo essere sincero, però non vedo neanche grandi alternative da questo punto di vista, cioè Mazzitelli sono giocatori che possono liberare a dopo, ma non che possono sostituire Sulemana in termini di dinamismo. Forse che dovresti spostare Gaetano, ecco, la possibilità potrebbe essere questa, mettere dentro un giocatore come Mazzitelli ad esempio al posto di Sulemana e spostare Gaetano un po' più avanti per cercare di dare anche maggiore qualità nella fase finale dell'azione.
E vedremo se sarà questa una delle scelte del mister Pisacane per quanto riguarda il secondo tempo tra Cagliari e Napoli. Invece per quanto riguarda la squadra ospite, dove ti è sembrata più pericolosa e qual è il punto di forza che hai notato in questi primi 45 minuti? Ma sono tutti giocatori che da un momento all'altro ti possono fare gol, perché ogni volta che si mettono in moto sono capaci di inventarsi qualcosa, quindi non puoi mai dire che sono stati neutralizzati definitivamente, perché giocatori come Bruyne e Højlund sono tutti giocatori che poi da un momento alla McTominay sono giocatori che ti inventano qualcosa. Inizialmente nel prepartita molti chiedevano un atteggiamento convinto da parte del Cagliari in questo match contro il Napoli, a parte la confusione iniziale che però purtroppo c'è stata cara. Possiamo dire che a livello di intenzione abbiamo visto comunque un cambiamento in positivo in questo primo tempo. Sì, nell'evoluzione del primo tempo sì, cioè dopo un quarto d'ora abbiamo cominciato a vedere un Cagliari molto più determinato, disposto a lottare, che è andato a cercare di contendere ogni pallone. Non lo ha fatto all'inizio, peccato, perché secondo me quel gol non sapeva da fare. Ed è un altro di quei problemi di cui parlavamo magari negli anni passati, dove il Cagliari subiva tanto a livello di concentrazione nella ripresa del gioco. Quest'anno invece sembra ogni tanto che il problema sia proprio all'inizio della partita, quando ci stanno battendo le prime fasi. Beh sì, è il tempo della sistemazione, fatica sempre un pochino, ha bisogno di quei minuti per trovare l'assetto giusto, cosa anche perché cambia spesso formazione e quindi questo ti obbliga quasi a doverlo fare. E quindi vedremo se la squadra rossoblù riuscirà a trovare il bando della matassa nel secondo tempo che gli consenta di pareggiare la partita. Abbiamo parlato di atteggiamento e lotta e l'hai sottolineato tu. Buona la prima parte di incontro da parte di Foloruscio, nell'intenzione c'è tutto. Sì, è andata a lottare su ogni pallone, spero che possa continuare con questo piglio. È il piglio giusto, l'avevamo già visto contro la Roma giocare una partita di questo tipo, lo sta facendo anche contro il Napoli e speriamo che possa dare continuità alla sua prova e soprattutto possa durare fino alla fine, rendendo anche operativo e produttivo il suo modo di fare. E ci auguriamo che questo possa essere il caso. Guardando un po' la formazione ho notato comunque un giocatore che comunque è uno tra i più importanti, ovvero Palestra, che ogni volta che c'è qualche difficoltà comunque non riesce a essere il faro a distanza. Diciamo che sembrerebbe che da quando le squadre avversarie hanno trovato le contromisure anche per evitare che l'esterno del Cagliari possa partire in solitaria, il Cagliari abbia perso un po' quel motore principale che in precedenza invece l'aveva fatto far bene. Anche perché gli hanno piazzato due giocatori in zona, quindi se non lo marca uno lo marca l'altro, quindi diventa complicato, tutti quanti un po' si dispongono sulla base di questo. Ecco perché mi aspettavo un colpo a sorpresa schierando a sinistra, perché era prevedibile che nel momento in cui giochi a destra si possono neutralizzare così. L'avessi piazzato all'improvviso a sinistra, io non so se avrebbero avuto la stessa capacità di contenerlo. Anche perché effettivamente Gutierrez e Oliveira sono entrambi terzini. Oliveira sta facendo il terzo di difesa e sono entrambi terzini sinistri, quindi adatti a coprire Palestra sull'out di destra, ma un po' meno se avesse cambiato fascia. Quindi vedremo se anche questa potrà essere una soluzione da parte di Pisacane. D'altronde può riportare Rodriguez tra i tre difensori e rimettere Zepedro un po' più avanti. Pensi che la partita del portoghese continuerà per larga parte del secondo tempo o questa munizione potrebbe pesare sulle scelte del mister? Ma c'è anche la possibilità di pensare all'inserimento di Zappa per poter poi spostare Caprile da una parte o dall'altra. Zappa io lo farei però entrare non al posto di Zepedro ma al posto di Juan Rodriguez, che mi è farso un po' un pesce fuor d'acqua. Sì, in occasione del gol non ha capito assolutamente niente di quello che è successo, ma anche in altre situazioni un po' disorientato, in una posizione che non è la sua, è così giovane, già riuscire a leggere tatticamente situazioni che cambiano
per lui secondo me è estremamente complicato. Poi difficile sostituire anche un giocatore come Aubert, in cui che riesce invece a unire bene sia la fase difensiva, lui che nasce come difensore centrale a 4, sia la fase a centrocampo, come è stato chiamato a fare nelle ultime settimane, e appunto si è ricorso anche alla selezione di Rodriguez, vista l'assenza di Idrissi purtroppo per il resto della stagione per il Cagliari. Idrissi che tra l'altro stava macinando sempre migliori prestazioni, era in una fase di crescita davvero ottima. Ci auguriamo che nel prossimo campionato possa essere tra le fila dei rossoblù e possa tornare a essere un giocatore importante come lo è stato in questa stagione. Fino a questo momento mi confermi effettivamente dallo stadio che non sembra ci sia nessuno che si sta scaldando in maniera intensa, tanto da suggerire un prossimo ingresso in campo? Nel Napoli Spinazzola, un po' più convinto degli altri, qualche esercizio di stretching potrebbe essere una degli ingressi del corso secondo tempo. E chi toglierà secondo te? Gutierrez? È probabile un cambio da questo punto di vista, prevedendo anche magari lo spostamento di Palestra dall'altra parte. E vedremo se questa partita di scacchi, perché effettivamente poi si sta arrivando tale, se così dovesse essere da parte dei due allenatori, chi ne avrà successo, chi ne avrà la meglio. È un match che comunque è ancora totalmente aperto per il Cagliari, 1-0 il punteggio dopo i primi 45 minuti. C'è qualche soluzione in più per quanto riguarda Pisacane, ma come sappiamo sono tutti ragazzi molto giovani quelli che ricoprono la panchina del Cagliari, e chissà magari anche questa difficoltà nel conoscere le caratteristiche da parte degli avversari non possa tornare utile se in un secondo momento dovessero essere scelti per interpretare una piccola parte di partita. È un match che tra pochissimo tornerà a dar spettacolo all'interno della Domus. Ci auguriamo che il Cagliari possa riuscire a trovare il pareggio. Abbiamo parlato di tanti protagonisti del primo tempo, uno che è stato altalenante è stato Esposito. Come valuti i primi 45 minuti? 6 sufficienti, cioè non è andato malissimo, ha lottato anche lui su molti palloni, ha i soliti difetti, ma anche lui ha caratteristiche che possono poi emergere e portare a trovare soluzioni vittoriose. È un po' troppo egoista in fase di realizzazione, dovrebbe essere invece più propenso a valutare la situazione perché possa giocare d'insieme. Esposito che rientra ancora stressando Mariani e basta, te l'ha spiegato. Ti ha spiegato che ti ha dato il fallo contro perché non l'ha dato contro a Mina quando si è tuffato dall'altra parte. L'ho capito io da qua giù e continuo a spiegarlo. Esposito continua a chiedere spiegazioni da dentro il campo. È necessario un ripasso per Esposito in questo secondo tempo. Noi torneremo al nostro Vittorio Osanna tra pochissimo per la cronaca in diretta, e io intanto vi ricordo come sempre che attiva la nostra challenge, Wall Street English Football Challenge. Per giocare con noi cliccate sul link che abbiamo inviato nella diretta YouTube di Vittorio Osanna per avere la possibilità di ottenere una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Quello che dovete fare è, dopo aver compilato naturalmente i campi riguardanti il nome, il cognome e l'email, dovete rispondere alle 5 domande entro 3 minuti, quesiti selezionati per voi. Ogni risposta esatta sarà un gol fatto, ogni errore un gol subito. Se deciderete di non rispondere non avrete né malus né bonus. Alessio ci ha mandato una foto alla curva nord nel primo tempo, si nota anche dalle facce, anzi dalle nuche degli altri tifosi che c'è preoccupazione per questa partita, ma c'è anche voglia di esultare. Speriamo possa essere questo il caso nel corso della ripresa di questo match tra Cagliari e Napoli. Vi ricordo il punteggio di 1-0 per i partenopei grazie alla rete di McTominay dopo appena 2 lunghezze nell'incontro. E intanto vi ricapitoliamo le formazioni, visto che non ci sono state sostituzioni nel corso dell'intervallo. Cagliari in campo con Caprile tra i pali, Zepedro, Mina e Dossena sono i
i difensori. Palestra dopo Gaetano Suleiman e Rodriguez a centrocampo, con l'attacco formato da Folo Ruscia e Sebastiano Esposito. Napoli che risponde con il 3-4-2-1. Milinkovic Savic è il portiere, Beukema, Buongiorno e Oliveira sono i difensori. Centrocampo a 4 che vede Politano, Gilmour, Lobotka e Gutierrez. I due trequartisti portano il nome di De Bruyne e McTominay. L'unico attaccante invece è Rasmus Højlund. Questa quindi la disposizione in campo delle due squadre. Nel corso del primo tempo ci sono state 2 ammonizioni. La prima è corsa contro Lobotka, il mediano della formazione partenopea. La seconda invece è ricaduta su Zé Pedro, che di conseguenza dovrà giocare la ripresa con l'ammonizione sul groppone. Zé Pedro, che tra l'altro è stato autore anche dell'unico tiro in porta per il Cagliari nel corso del primo tempo, una sorta di trivela a cercare il secondo palo. Buona scuola Ricky Quaresma per quanto riguarda i campioni portoghesi del passato, ma purtroppo è stato attento Milinkovic Savic nella circostanza, che è riuscito a respingere. Ma è un Cagliari che ci auguriamo che nella ripresa possa riuscire a ottenere almeno il gol del pareggio, anche perché come sappiamo poi in questa tipologia di gare, anche per quanto è sentita ai tifosi, un gol può cambiare l'umore intero dello stadio, e chissà non possa cambiare anche i protagonisti in campo nel loro approccio alla partita, visto che verranno sospinti dalla intera Domus per quanto riguarda questo 30° turno. È un Cagliari tornato in campo con lucidità e che cerca con freschezza di far girare la palla, e il Napoli invece è bello duro nei contrasti. Nell'azione di qualche minuto or sono, prima fallo di Gilmour su Esposito e poi di Oliveira su Palestra, non tolgono di certo la gamba i giocatori di Antonio Conte. Noi siamo pronti a vivere le emozioni della Domus e lo facciamo con la cronaca di Vittorio Sanna. La rimessa con le mani di Palestra in zona d'attacco, Fololuscio che prolunga, il pallone ribattuto, recuperato dal Napoli che tenta di trovare spazio per rilanciare. Sul rilancio la ribattuta di Palestra direttamente sul fondo. Scusate un attimo, c'è rimessa al fondo quindi in favore della squadra partenopea, col pallone che Buongiorno ha ricevuto da Milinkovic Savic. Dialogano i due con la palla al ritorno che ritorna al portiere, che esce palla al piede, poi allarga sulla destra a favore del primo compagno Beukema, palla ancora a destra con il Napoli che parte da lontano con 4 uomini schierati per avviare l'azione. Passaggio per Buongiorno, da questa a sinistra per Gutierrez ancora all'indietro, all'inizio il Lobotka che si ferma, cerca ancora lo scambio, riceve il pallone, poi cambia il gioco a destra cercando in questo caso De Bruyne, lo stop di De Bruyne col pallone che poi ritorna a Lobotka nel cerchio del centrocampo, può avanzare portando palla, si ferma e poi ritorna ancora a destra dove c'è ancora la possibilità di spingere, il passaggio al limite dell'area per McTominay che non passa la guardia di Adopo, molto bravo a chiudere, Adopo che cerca lo spazio per avviare l'azione, vede la possibilità di rilanciare, anzi non Adopo ma Suleiman non riesce a rilanciare, aspetta qualcuno, alla fine gira avanti, è fortunato Zé Pedro, riesce a vincere un rimpallo, il secondo ma non il terzo, e quindi la palla viene recuperata dal Napoli, è data all'indietro per Milinkovic Savic, da questi nella direzione ancora di Gutierrez, di Oliveira, scusate, poi verso Milinkovic Savic, disimpegno napoletano con la palla che adesso parte da destra, e Buongiorno che la riceve centralmente, può avanzare portando il pallone, sta per entrare nel cerchio di centrocampo, si ferma poco prima per toccare palla all'inizio di Gilmour che scambia ancora con il primo compagno, sono i due centrali in questo momento più arretrati della squadra napoletana nella 3/4 del Napoli, ancora Gilmour, il passaggio ficcante per l'accelerazione di Gutierrez che scarica a sinistra, il cross di Gutierrez, il colpo di testa di Mina a liberare, a dopo la caccia del pallone, in vantaggio il Napoli che ora ha occupato il campo con maggiore capacità. Attenzione ancora alla palla giocata da Gilmour verso destra, il tentativo di puntare su Juan Rodriguez, ancora il pallone giocato e scambiato tra Politano e in questo caso McTominay, all'indietro il passaggio per Beukema, da questa è Lobotka, l'anticipo dentro del Cagliari con Gaetano che ha servito Esposito, scatta Fololuscio, Esposito guarda a destra, palla per Adopo che può dare a Fololuscio servito a sinistra, 4 contro 4, Fololuscio che sta per puntare dentro l'area, rientra, porta il pallone, sposta a sinistra, tenta il cross che viene
probabilmente calciato male direttamente sul fondo. Tutto vano, vedete, si arriva fino dentro l'area e poi cosa manca? La qualità della giocata, la qualità che serve negli ultimi 20 metri, la qualità degli attaccanti, perché se non hai attaccanti puoi arrivare dentro l'area, ma arrivi con gente che il pallone non lo tocca come lo deve toccare, ma lo tocca con una qualità inferiore. Pallone adesso recuperato ancora da Milinkovic-Savic, che può impostare 51 minuti trascorsi, punteggio di 1-0 per il Napoli lì nello studio. E noi andiamo in pubblicità. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblù vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri, in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Stiamo seguendo il match tra Cagliari e Napoli. Qualche minuto fa, come detto dal nostro Vittorio Sanna, Cagliari che ha avuto la potenzialità di creare un'azione offensiva con la palla rubata in tre quarti, la ripartenza poi di Foloruscio, che però non è riuscito a concedere a un compagno nessun pallone giocabile. Di conseguenza si è spenta l'opportunità della formazione di Pisacane. Questo è quello che accade all'interno della Domus, con il Napoli che qualche minuto dopo tra l'altro ha avuto un tiro verso la porta respinto in maniera non eccelsa da Caprile, in maniera un po' goffa ma comunque efficace, tiro che risultato abbastanza semplice da intercettare e di conseguenza nulla di troppo pericoloso per quanto riguarda la formazione rossoblù. Qualche minuto fa si è lamentato Palestra per una trattenuta mantenuta, chiamiamola così, da parte di Gutierrez, che non l'ha lasciato andare, l'ha tenuto fino a che non l'ha fatto cadere e l'arbitro ha dato norma del vantaggio, che però poi non si è concretizzato nell'immediato. Palestra si è lamentato magari anche per una possibile ammonizione nei confronti del giocatore della squadra partenopea. È arrivato anche il primo cambio dell'incontro e a effettuarlo è stato Antonio Conte, togliendo il suo unico ammonito all'interno degli 11 che ha schierato in campo, quindi fuori Lobotka, che di professione fa il mediano, dentro Allison Santos su un'ala, quindi tutt'altro che difensivo il cambio da parte dell'allenatore del Napoli, che inserisce uno degli uomini che sta facendo meglio in questa parte di stagione, arrivato a gennaio per quanto riguarda la formazione azzurra. Vedremo come interpreterà la gara. Allison Santos è un'ala classica
a cui piace avere spazio davanti, a cui piace puntare il difensore avversario nell'1 contro 1, bisognerà stare attenti, anche perché su quella fascia è presente Zé Pedro, che è già stato ammonito nel corso della gara. Continuiamo la presentazione del 30° turno del campionato di Serie A, con la gara che andrà in scena nella giornata di domani alle 18 tra Milan e Torino, un incontro che vede contrapposte due squadre che vivono in punti differenti del tabellone. Il Milan è secondo, ma reduce da una brutta sconfitta contro la Lazio, che non gli ha permesso di avvicinare i cugini dell'Inter e di rimanere di conseguenza a 8 punti di distanza dalla testa del tabellone. Un Milan che si vorrà rifare contro un Torino che invece nell'ultimo turno ha trovato una vittoria importante contro il Parma per 4-1 e ora si trova al 14° posto in classifica con 33 lunghezze raggiunte fino a questo momento. Vedremo come interpreterà la propria gara contro un avversario di valore come il Milan. Vedremo appunto chi avrà la meglio tra queste due compagini. Intanto grosse lamentele da parte di Palestra qualche minuto or sono per un calcio d'angolo imbarazzante non concesso al Cagliari, imbarazzante, con Palestra che aveva cercato di andarsene nell'1 contro 1 con Gutierrez, il difensore del Napoli ha toccato palesemente il pallone, che poi è uscito dopo la linea di fondo per l'assistente. È stato rinvio da fondo per il Napoli, ma ci sentiamo di dissentire in maniera decisa, vista anche la prova avuta con il replay, prova che naturalmente però l'assistente non ha potuto sfruttare per farsi una sua opinione. È un Napoli che protesta e protesta parecchio, e questo è la classica atteggiamento che comunque ci dà sui nervi a noi tifosi di piccole squadre, perché ogni qualvolta è uno dei nostri giocatori a tentare di far valere le sue ragioni nei confronti dell'arbitro, immediatamente si ricorre al richiamo verbale, se non peggio alla munizione. Invece la squadra partenopea è su tutte le furie per qualsiasi fischio che non sia a suo favore. Anche De Bruyne qualche minuto or sono a lamentarsi con il direttore di gara, ma dobbiamo dire c'era veramente poco di cui andare a contestare nell'interpretazione del direttore di gara Mariani. Ci ha provato Gaetano a inquadrare la porta qualche minuto fa su un calcio di punizione che ha portato a una respinta non eccelsa da parte del Napoli. Il giocatore con la maglia numero 10 del Cagliari ha tentato il destro da fuori in controbalzo. Non male la soluzione, perché la sfera è rimasta bassa, ma mira che si è spenta, appunto si è rivelata imprecisa, e il pallone che si è spento sul fondo. Ma c'è da dire, bisogna comunque tentare per dare anche maggior fiducia al reparto e al resto della squadra, una squadra che vedremo quando subirà la prima modifica nel corso della ripresa. Stiamo per arrivare al 15° del secondo tempo e vedremo quali saranno le scelte di Pisacane, che è ancora in ritardo rispetto alla prima sostituzione effettuata però dal mister avversario, ovvero Antonio Conte. Continuiamo con la presentazione di questo 30° turno di campionato, con la gara che si giocherà alle 20:45 di domani, quindi a chiudere la giornata di sabato saranno Juventus e Sassuolo, un match che vede contrapposte due squadre che stanno vivendo un periodo opposto. Sassuolo che dopo un ottimo filotto di risultati positivi è reduce da 2 sconfitte consecutive con Lazio e Bologna, una Juventus che invece nelle ultime 5 ha ottenuto 2 vittorie nelle ultime 2 gare. Precedentemente aveva preso solamente un pareggio a Roma e 2 sconfitte contro il Como e contro l'Inter. Juve che invece ha vinto agilmente con il Pisa e con l'Udinese nel scorso turno, e che ora si trova al 5° posto in classifica, alla rincorsa proprio della formazione comasca che abbiamo nominato in precedenza, che si trova a 54 lunghezze in classifica e in questo momento ricopre il 4° posto, che gli consentirebbe una storica qualificazione in Champions League per gli uomini di Fabregas, che tra l'altro nello scorso turno hanno ottenuto una vittoria importantissima nello scontro diretto con la Roma, partita non priva di polemiche, ed è già la
la seconda settimana di fila dopo le famose simulazioni fischiate nei confronti del Cagliari nella gara che ha visto il Como imporsi in Sardegna per 2-1. Questo quindi quello che sono le premesse per quanto riguarda la partita di domani, ma intanto il clima continua a essere nervosissimo all'interno del campo. Qualche minuto fa, a parte un fallo incredibile fischiato contro Mina per un minimo tocco su Alison Santos, che poi successivamente non è riuscito a mantenere il possesso del pallone, imbarazzante il fischio di Mariani in questo caso, è passato in sordina ma imbarazzante, con addirittura McTominay che si è messo a strattonare Mina successivamente buttandolo giù in maniera completamente antisportiva. E queste non sono belle immagini che arrivano dalla Domus, perché per tutta la partita abbiamo riconosciuto assolutamente il valore degli avversari, ma questi atteggiamenti sono veramente insulsi e rovinano anche il godimento di un match che finora è stato abbastanza corretto, a parte le proteste dei napoletani e anche questo atteggiamento nella ripresa che sembra dettare un nervosismo nella squadra di Conte, che vorrebbe chiudere la partita in maniera definitiva. Chissà che questo sentimento di impazienza non possa rilanciare le quotazioni del Cagliari, che potrà sfruttare una squadra partenopea tutt'altro che tranquilla, come stiamo raccontando all'interno di questa puntata di A Suon di Gol. È un Cagliari che può come sempre contare sulla grande spinta dei tanti tifosi accorsi allo stadio, soprattutto per l'importanza dell'incontro, per quanto nella storia abbia contato questa sfida tra Cagliari e Napoli, e anche la rivalità che comunque è accesissima in un incontro che, come abbiamo detto, non racconta di una vittoria cagliaritana ben dal 2009, grazie alle reti di Geda e Lazzari nel 2-0 casalingo. Tra l'altro quello storico gol di Lazzari con l'inchino alla curva, una delle esultanze che è più rimasta impressa riguardante i giocatori che hanno fatto parte di quello spezzone di storia del Cagliari. Noi siamo pronti a vivere le emozioni della Domus e allora lo facciamo come sempre con la cronaca del nostro Vittorio Sanna. 63 minuti trascorsi, con il Napoli che tenta di postare, il pallone ancora giocato a centrocampo con una serie di fraseggi, tocco corto adesso per tentare di mettere in movimento Alison Santos, che certamente sta mettendo Pepe nell'attacco del Napoli. Pallone per Buongiorno, da questi a McTominay, si volta e poi apre a destra per la spinta, in questo caso di Becomà, che allarga ancora su Politano, che tenta di rendere palla, deviazione, ma Becomà che tiene il posto di palla, se lo porta in fallo laterale, ha rimesso in gioco, sarà per il Cagliari che però deve liberarsi di un pallone dentro il campo e quindi la rimessa viene ritardata, rimessa in gioco nel settore di sinistra con pallone che in questo caso è Juan Rodriguez che ha tra le mani dopo averlo recuperato nella giocata difensiva. Palla per Froluscio, ancora avanti per Esposito, va giù l'avversario, altro contatto ma l'arbitro non fischia. Esposito vorrebbe rimettere in gioco per qualcuno in avanti, ma qualcuno in avanti non c'è, ci sarà tra poco. Entra in campo con il numero 9 Chirisoi ed esce Froluscio. In effetti nell'ultima azione era apparso un po' stanco Froluscio, quindi Chirisoi in avanti, Froluscio che abbandona il campo. Applausi comunque per lui mentre abbandona il campo dall'altro lato del campo. Vediamo l'altro cambio che non avviene perché doveva entrare Deiola e viene ritardato il cambio di Deiola, quindi Deiola praticamente si rimette la casacca. Unico cambio quello di Chirisoi, questo in questo momento. Vediamo un po' cosa succederà da questo momento in poi. Chirisoi che va a giocare il suo primo pallone nel duello con Buongiorno, che gli toglie la palla, poi il tentativo di passaggio per Alison Santos che parte da lontano, è bravo dopo a toglierlo De Pedro. Il passaggio ancora per il Sulemana, da questi all'indietro per Juan Rodriguez, all'indietro ancora per Dossena all'indietro ancora per Caprile è pronto al rilancio, viene chiamata palla da dopo in questa zona interna, alle sue spalle c'è Palestra, il colpo di testa in ribattuta, poi ancora il colpo di testa di Esposito, la palla verso Palestra che lotta, riesce a recuperare il pallone, tenta di partire, l'appoggio per dopo, il cross all'interno, la palla colpita male, finisce in calcio d'angolo, è intervenuto Buongiorno, palla sul fondo, angolo per il Cagliari e vediamo se riusciamo a spingere maggiormente a destra con la possibilità adesso con Palestra e con qualche spinta in più di riuscire magari a incidere in un lato sinistro del Napoli dove finora si era tentato solamente di partire palla al piede. 66esimo minuto,
è pronto per il calcio d'angolo Esposito, tutti piazzati dentro l'area per tentare di sfruttare questo pallone. 66esimo minuto, l'assistente che dice all'Esposito di aspettare, l'arbitro che va a chiacchierare con Adopo. Vediamo un po', mi pare che sia tutto pronto, perdono tempo gli arbitri invece che i giocatori. È pronto Esposito, parte il suo cross nel secondo palo, attenzione, il colpo di testa per la sponda, ancora un colpo di testa, arriva ancora Esposito, il tiro alto, altissimo, altissimo, tiro in corsa al membro di Segugio e pallone altissimo sulla traversa. Tutto questo quando siamo al 67esimo minuto, sempre 1-0 per il Napoli il punteggio lì nello studio. E quindi ci ha tentato Esposito in queste ultime azioni che hanno visto protagonista il Cagliari, una squadra rosso-blu che ha appena conquistato un calcio d'angolo, è stata sospinta dai propri tifosi, l'abbiamo sentito tramite la cronaca del nostro Vittorio Sanna, e deve essere questa la voglia che deve avere il Cagliari, e anche deve ritrovare in questo entusiasmo da parte di chi è venuto a sostenerli la benzina per continuare ad attaccare il Napoli. Non era male l'occasione del calcio d'angolo, perché la squadra partenopea aveva difeso veramente male sul secondo palo, lasciando Dossena completamente libero, la sponda tentata su Mina che però è stato anticipato in maniera regolare, poi Esposito è andato a calciare in maniera decisa cercando di sorprendere Milinkovic-Savic sul primo palo, ma per sua sfortuna la palla non è rimasta bassa, bensì si è alzata altissima sopra la traversa, come raccontato dal nostro Vittorio Sanna. E quindi Cagliari che ora deve continuare nel tentativo di mettere pressione al Napoli, un Napoli che, come abbiamo detto, è parecchio nervoso, e chissà che non possa commettere qualche errore fatale per quanto riguarda il punteggio che per ora sta maturando all'interno del match della Domus. È entrato, come abbiamo detto, quindi Kiliksoy, come detto dal nostro Vittorio, al posto di Foloruscio, l'attaccante turco, il compito di interpretare questa seconda parte di partita. Vedremo se avrà l'occasione di mettersi in mostra, lui che comunque sappiamo essere immediato, improvviso nelle sue giocate, può davvero accendersi in un fazzoletto, e chissà non possa essere l'occasione giusta, visto anche come il Napoli non sta riuscendo a essere preciso in tutti i punti del campo. Chissà che proprio un pallone lasciato a metà tra qualcuno non possa diventare utile per la conclusione del ex giocatore del Besiktas arrivato in prestito al Cagliari, col Cagliari che avrà la possibilità di riscattarlo. Intanto non ne abbiamo parlato in precedenza, ma Napoli aveva costruito qualche minuto or sono un'azione pericolosa con Politano che si era trovato all'interno dell'area, aveva tentato il tiro rasoterra per cercare di fregare Caprile, che però è stato bravo a respingere in due tempi. Prima ha toccato il pallone con il ginocchio, con la sfera che è rimasta nella sua disponibilità, e poi è intervenuto per allontanare il pericolo. Tutto questo quando ci avviciniamo sempre di più agli ultimi 20 minuti più recupero dell'incontro. Io vi ricordo che avete ancora 7 minuti e poco più per giocare alla nostra Wall Street English Football Challenge, il gioco di Assundigol che vi permette ogni settimana di vincere una prova gratuita presso il nostro sponsor Wall Street English. Quello che dovete fare è cliccare sul link che vi abbiamo fornito nella diretta YouTube di Vittorio Sanna e rispondere entro 3 minuti alle 5 domande che vi verranno poste. Ogni risposta esatta è un gol effettuato, ogni risposta sbagliata è un gol subito. Se decidete di non rispondere non ci saranno né malus né bonus. Si è decisa a tirar fuori il cartellino giallo per Oliveira, all'arbitro, con un intervento scomposto del numero 17 qualche minuto or sono su Palestra a centrocampo, completamente in ritardo il terzino del Napoli, che oggi è stato chiamato a giocare nei 3 centrali della retroguardia, e di conseguenza giallo meritatissimo, e tornano a non essere pari gli ammoniti all'interno del campo, visto che la formazione partenopea aveva rimosso dal terreno di gioco Lobotka, che invece era stato
sanzionato nel corso del primo tempo. Al suo posto Alison Santos, che come abbiamo detto sta risultando essere uno degli interpreti più brillanti del Napoli in questa parte di incontro, ma sappiamo che qualità ha all'esterno della formazione partenopea. Noi siamo pronti a lasciare spazio ai nostri sponsor, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo a raccontarvi questo Cagliari-Napoli. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Sono il dottor Alberto Massidda di White Cagliari e presso il mio studio gestiamo i denti del giudizio con un approccio mini-invasivo, studiato per ridurre i disagi, anche in sedazione cosciente. Quando i denti del giudizio iniziano a dare fastidio, rimandare potrebbe solo peggiorare le cose. White è lo studio più recensito in Sardegna per la gestione dei denti del giudizio. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema, fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Nuovamente in diretta a Suon di Gol su Radio Super Sound. Si continua a combattere all'interno della Domus anche sui falli laterali. Qualche minuto or sono la protesta di Pisacane veemente sull'arbitro, perché ancora una volta in un'azione in cui non aveva un chiaro segnale ha preferito dare la palla al Napoli. Fortunatamente l'assistente ha poi cambiato la decisione. 2 le scelte della panchina per il Cagliari e Pisacane si gioca la carta Paul Mendy, che quindi fa il suo esordio con la prima squadra, l'attaccante della Primavera con il numero 31 in campo, quindi per interpretare questa parte conclusiva di incontro contro la formazione partenopea. Dentro Mendy quindi in questo finale. Tra pochissimo vi diremo chi è stato il giocatore selezionato per uscire. Sembrerebbe essere stato Zé Pedro a uscire per far spazio a Mendy. L'altro cambio invece vede il ritorno in campo di De Iola al posto di Adop, e chissà che il capitano rossoblu non possa infondere nuova fiducia alla squadra anche grazie al suo atteggiamento all'interno del rettangolo verde. Ci auguriamo che possa essere così per un finale di partita ancora tutto da decidere, e vedremo se il Cagliari avrà la forza di attaccare. Intanto è un immediato protagonista Paul Mendy, che dopo qualche secondo dal suo ingresso in campo è andato subito a conquistarsi una palla all'interno dell'area, a lottare contro il giocatore avversario Buongiorno, mantenendo anche il possesso e cercando di servire i compagni, e subito dopo in un fazzoletto ha tentato una rovesciata dentro l'area che però è terminata lontana dai pali difesi da Milinkovic Savic. Molto bravo nella circostanza Mendy ad andare a coordinarsi sul precedente colpo di testa di Gilmour, sforbiciata che ha cercato di sorprendere Milinkovic Savic. Sicuramente non gli manca la personalità a Paul Mendy, e l'abbiamo notato già da questi primi istanti che vi abbiamo potuto raccontare in differita. Paul Mendy, per chi segue New Rosso Blue Generation, la trasmissione di Radio Super Sound sulla Primavera del Cagliari, è uno dei protagonisti della squadra giovanile
che nel corso dell'anno è stata affidata a Pisano fino all'esonero del ex giocatore del Cagliari con l'arrivo di Gallego. Mendy, autore di ben 13 gol in campionato, e chissà non possa sbloccarsi anche in Serie A, e se dovesse farlo oggi contro il Napoli sarebbe davvero uno di quei gol da prima pagina. Ci auguriamo che possa essere questo il caso. Intanto continuiamo a raccontare quello che sarà il 30° turno del campionato di Serie A per questo weekend. Si gioca alle 12:30 di domenica il lunch match tra due squadre che occupano posizioni lontane in classifica, ovvero Como e Pisa, le ultime due squadre tra l'altro che hanno battuto il Cagliari. Il Como, come abbiamo detto in precedenza, si trova in quarta posizione all'interno del tabellone con 54 punti raccolti. Pisa invece penultimo a pari punti con l'ultimo in classifica, ovvero il Verona, con i 18 punti conquistati. Un Pisa che, come sappiamo, purtroppo nell'ultimo turno ha ottenuto un successo importantissimo contro il Cagliari in 10-11, e vedremo se riuscirà a mettere in difficoltà anche un Como che nelle ultime giornate sembra una schiacciasassi, almeno 5 le partite da cui è imbattuta la formazione di Fabregas, con gli ultimi 4 incontri che hanno visto 4 successi, sfidando tra l'altro Cagliari, Roma, Lecce e Juventus. Il pareggio ottenuto con il Milan, quindi assolutamente di rilievo i risultati dei ragazzi dell'allenatore spagnolo. 2 cambi anche per il Napoli, fuori Politano in questo finale, al suo posto entrerà in campo Spinazzola, mentre l'altra sostituzione effettuata da Antonio Conte è quella che vede l'uscita di Gilmour per l'ingresso in campo di un giocatore che purtroppo conosciamo bene, perché all'andata siglò il gol del definitivo 1-0 allo scadere, ovvero Zambo Anguissa. Vedremo come sarà la parte finale di partita. Intanto il nostro Mauro è contento di Mendy, ne ero sicuro che gli sarebbe piaciuto almeno all'approccio finalmente qualcuno che tira in porta. È il numero 19 della primavera, 31 con il Cagliari. È sicuramente un giocatore con personalità che non ci pensa 2 volte a tentare di conquistare anche il minimo centimetro per provare a imbucare il portiere avversario. Tra l'altro, per chi segue la primavera lo sa benissimo che tanti dei gol di Mendy sono fatti in azioni non pulite, in azioni in cui la palla e il possesso sembrava perso, invece con la lotta dell'attaccante francese si è riusciti a ottenere quel centimetro in più che poi è bastato per trovare la via della rete. Ci auguriamo possa essere così anche in questa importantissima partita che vede il Cagliari protagonista contro il Napoli, un match che, come abbiamo detto, è stato indirizzato al secondo minuto dal gol di McTominay su azione confusa sugli sviluppi di calcio d'angolo, e ci auguriamo possa essere pareggiato dal Cagliari in questo finale. Ci andiamo a far raccontare le emozioni dello stadio dal nostro Vittorio Sanna. Sì, ho trovato in freeze la partita. Scusa, stavo insultando l'arbitro, Andrea, in un intermezzo. 78esimo minuto, un fallo ancora una volta inesistente, un braccio appena appoggiato sul giocatore che si lascia andare, e l'arbitro che praticamente permette lo spezzarsi del gioco, permette il fatto che il Napoli possa ritornare in possesso di palla e ora accelerare. Attenzione con McTominay nei limiti dell'area, il tiro ribattuto con Dossena che ha dato fuori, ancora la palla messa fuori. Napoli che sta spezzettando il gioco, l'arbitro che sta giocando anche lui a questo giochino del perdere tempo, anche in questo caso uno scontro tra Mina e Højlund che ha portato poi Højlund a lasciarsi andare in mezzo al campo senza che ci sia stato nulla di concreto. Tempo che si perde notevole, perché il giocatore del Napoli è ancora a terra. Mina gli tende la mano, la principessa non c'entra niente, arriva però anche il carretto con la zucca. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è una partita di calcio, che cosa è? Se si perde tempo ad aspettare che uno si rialzi cautamente, che venga aiutato a rimettersi in piedi. Si sta perdendo un minuto, noi lo possiamo conteggiare perché mi è dato il tempo al 78esimo, siamo già al 79:30, un minuto di tempo per questa pantomima di Højlund che è ancora a terra e con il giocatore del Cagliari che dovrà rendere il pallone. Højlund che discute con Mina, non si piacciono, non usciranno stasera insieme, non andranno a mangiare la pizza, ma nel frattempo il pallone è stato rimesso in gioco solamente ora, dopo un minuto e oltre di non gioco. Reso a Milinković-Savić, il pallone che ritorna ancora
da Anghissà ancora verso destra, dove c'è il possesso di palla napoletano, il pressing da parte di Sulemana, ruba palla il Cagliari, attenzione, partato da Esposito a sinistra, appoggio per l'avanzare di Gaetano, ancora Esposito, il cross troppo in bocca al portiere, ma che peccato, c'erano le condizioni di poter aggredire l'area. Parte ora Alison Santos nel duello con Palestra, sono due Kawasaki, si ferma Alison Santos, chiede ancora il possesso della palla, non aveva accelerato perché si è reso conto che correva anche il suo avversario. McTominay che tiene il possesso del pallone, da in verticale, attenzione per De Bruyne, c'è spazio, il tentativo di passaggio, bravo Mina a chiudere sulla traiettoria, ancora Mina che riceve da Gaetano, alza la testa, vede il movimento di Mendy che viene messo giù dall'avversario con l'arbitro che allarga le braccia, con Buongiorno che usa tutto il mestiere, l'arbitro che gli permette di farlo, cosa che invece non permette quando si invertono i colori delle maglie. Ancora il pallone giocato verso destra con il possibile pallone portato avanti in questo caso da Spinazzola che sbaglia, parte Esposito, palla al piede, incisica sul pallone e poi da un pallonaccio al compagno, un pallonaccio veramente bruttissimo, ma Esposito va cambiato subito, ecco che provvediamo, cioè dopo un passaggio di questo tipo sta giocando per sé, non sta giocando per il Cagliari e il cambio viene accelerato. Mi pare che venga accelerato il cambio, ma veramente non si può giocare così, sta giocando solo per se stesso a quanto pare. Pallone rimesso in gioco anche stavolta addosso ai giocatori del Napoli con il pallone recuperato da De Jora che dà all'indietro, passaggio verso il centro dove c'è Sulemana che può appoggiare a destra per Palestra che punta a Spinazzola, il pallone ancora all'indietro per Mina che tiene ancora il possesso della palla, indietreggia, va a cercare ora Dossena che porta avanti il pallone, c'è Esposito in fuorigioco, la palla è per Chilisoi che tenta di sfuggire, viene smurato dall'avversario ma Chilisoi non si arrende, Spinazzola indietreggia, va a cercare ancora un compagno, la palla per Anghissà e poi ancora Spinazzola con il pallone ancora dato al centro, sono due giocatori del Cagliari che stanno per entrare, sono 3P e Liteta, mi pare di poter dire, li vedremo tra poco. No, l'altro è Ratering, uno è Ratering, il giocatore olandese che non abbiamo ancora visto all'opera, pallone giocato a sinistra per Spinazzola che dà al centro, sempre 1-0 per il Napoli a decidere quel gollaccio all'inizio della partita, lì nello studio. E quindi un Cagliari che dovrà affrontare con grande verve la parte conclusiva di partita se vorrà rimettere in piedi il punteggio. È un Cagliari che sta effettuando anche le ultime mosse dalla panchina, ormai Pisacane le sceglie tutte per cercare di riacciuffare l'1-0 di McTominay arrivato dopo 1 minuto e 20 nel corso del primo tempo. Ci aspettiamo anche un recupero bello corposo all'interno di questa gara, viste le tante interruzioni che ci sono state negli ultimi minuti, raccontate anche dal nostro Vittorio Sanna in collegamento diretto. Andiamo a concludere il percorso che ci porta all'interno di questo 30° turno del campionato di Serie A con una delle due gare che si giocherà alle 15 di domenica, quella che vede contrapposte Atalanta e Verona, una sfida che sulla carta vede nettamente favorita la Dea, che in casa dovrebbe riuscire a ottenere il successo, ma mai fidarsi del Verona nonostante l'ultima posizione in classifica ottenuta dai gialloblu con 18 punti e una salvezza che per assurdo è ancora possibile visto che dista 9 lunghezze, ma che sembra veramente difficile da raggiungere per quanto riguarda la squadra veneta. Un Atalanta che invece è reduce da 3 giornate senza vittoria, 2 pareggi contro Inter e Udinese, una sconfitta con il Sassuolo, ma Atalanta che comunque si trova al 7° posto in campionato ai piedi della zona Europa e chissà che non possa insidiare la Roma nel tempo che rimane per cercare di ottenere una qualificazione europea che visto l'andazzo generale della stagione sarebbe un grande risultato per Palladino, che è intervenuto all'interno della squadra bergamasca dopo una prima parte di campionato gestita da Juric. Alle 15 si gioca anche un altro match parecchio difficile da pronosticare, quello che vede avversarie Bologna e Lazio, 2 squadre che a sprazzi sanno esprimere davvero in maniera efficace il proprio calcio, ed è una Lazio che si trova al 9° posto in classifica, ultime 2 successi nelle ultime 2 settimane per la formazione biancoceleste contro
contro Sassuolo e Milan, un Bologna invece che si è ripreso nell'ultimo turno grazie alla vittoria con il Sassuolo dopo la sconfitta inaspettata con il Verona in casa, ma un Bologna che comunque aveva vinto le 3 partite precedenti rispetto a questa disfatta, e vedremo se si confermerà anche contro la Lazio. Non ci sono grandi pretese perché l'Europa è ancora molto distante, si potrebbe riaprire un discorso con un eventuale successo di una delle due compagini in campo. Arrivati gli ultimi 2 cambi, come ha detto dal nostro Vittorio Sanna, fuori Rodriguez per Reitering e fuori Esposito per far posto a 3P, quindi coppia della primavera che si riforma anche in prima squadra, quella tra 3P e Mendy. Sono 2 un tandem del gol che riesce a intendersi molto bene. Speriamo che anche in questo incontro, in questo esordio per Mendy e in questa conferma per 3P possano dare il loro contributo, magari organizzando il gol che potrebbe portare al pareggio della formazione cagliaritana. Continuiamo noi a vivere la 30ª giornata con l'incontro che si giocherà alle 18 di domenica, quello che vede contrapposte le 2 formazioni giallorosse del torneo, ovvero Roma e Lecce. Si daranno battaglia per i 3 punti, un Lecce che è alla ricerca di punti salvezza importanti, si trova al 17° posto nel tabellone con 27 punti conquistati, solamente 3 in più rispetto alla Cremonese che dovesse finire in questo momento il campionato retrocederebbe. Un Lecce che però nelle ultime 5 è riuscito a ottenere 2 vittorie con il Cagliari e con la Cremonese proprio, che gli hanno consentito di allungarsi leggermente rispetto alla terribile situazione in cui si trovava, e una Roma invece che viene da 3 settimane senza vittorie, pareggio 3-3 con la Juventus, persa la gara contro il Genoa per 2-1 e stesso risultato anche contro il Como per una squadra giallorossa che è uscita anche dall'Europa League, vive un momento non facile soprattutto per i propri tifosi che stanno rassegnando a un'altra stagione senza particolari sussulti. Ci vuole assolutamente una vittoria contro il Lecce per ridestare le speranze dei capitolini. Vedremo se sarà così in questo 30° turno di campionato. E infine a chiudere la settimana, il weekend di Serie A, ci sarà il match delle 20:45 di domenica che vede avversarie Fiorentina e Inter. Fiorentina che dopo una stagione abbastanza deludente si trova ora al 16° posto in classifica, a 2 punti di distanza dal Cagliari. Una Fiorentina che nelle ultime 2 partite ha ottenuto un pareggio e una vittoria che l'hanno fatta salire in campionato e distaccare proprio la Cremonese di cui abbiamo parlato in precedenza. Tra l'altro l'ultima vittoria della Viola proprio sui grigiorossi. Un Inter invece che è reduce da 2 settimane senza successi, pareggio con l'Atalanta all'ultima e sconfitta nel derby con il Milan nella giornata precedente. Vedremo se la formazione lombarda riuscirà a risollevarsi contro una squadra viola che diciamo che quest'anno è nettamente inferiore rispetto al rendimento dei nerazzurri, ma chissà che questi momenti all'interno del torneo non possano regalare un esito e un verdetto differente. Con la Serie A che tra l'altro si fermerà dopo questa giornata e tornerà in campo il 4 aprile direttamente, proprio con il match che vedrà protagonista il Cagliari, cui parleremo al termine della gara. Una gara invece quella col Napoli che sta avviando verso la sua conclusione. Cagliari che ha effettuato tutte e 5 le sostituzioni, 4 invece per quanto riguarda gli ospiti della Domus. È un Cagliari che deve velocizzare se vuole cercare di ottenere almeno un punto in questo incontro con il Napoli. Manca sempre meno al termine della gara e poi ci sarà un recupero che ci aspettiamo essere di almeno 4-5 minuti, viste tutte le interruzioni che ci sono state, visti i cambi che sono stati effettuati tutti all'interno del secondo tempo e non all'intervallo. Di conseguenza almeno 4 minuti dovranno essere concessi da parte del direttore di gara Mariani e speriamo possano regalare al Cagliari il tempo necessario per trovare la via del pareggio. Un Napoli che si difende con tutto il suo organico in questa parte conclusiva ed è una formazione in sarda che invece deve essere brillante nelle scelte per riuscire a impensierire la retroguardia della squadra di Conte. Non troppo brillante è stato Palestra qualche minuto or sono con un'azione che
che poteva trasformarsi in qualcosa pericoloso, un possesso prolungato da parte del Cagliari. La sfera è arrivata sulla sinistra al giocatore, è arrivato in prestito dall'Atalanta, che ha controllato con un braccio, di fatto annullando e bloccando l'azione offensiva del Cagliari. È un Napoli che perde tempo come la peggiore delle provinciali, e vogliamo vedere se la stampa italiana nel corso della settimana andrà a mettere il dito riguardo quello che è stato l'atteggiamento della formazione partenopea oggi, perché a Cagliari con un gol fortunoso arrivato al secondo minuto sta cercando tutte gli escamotage per riuscire a guadagnare qualche secondo. Vedremo se ci riuscirà. Ci facciamo raccontare il finale di questo incontro alla cronaca del nostro Vittorio Sanna. Sono rimasti 5 minuti di recupero per il Cagliari, di calcio di punizione affidato in questo momento a Gianluca Gaetano, che sta per battere verso l'avanzata del Cagliari. Parte in questo momento il pallone verso il punto più lontano, la palla ribattuta, recuperata in questo caso da De Bruyne, data da Anghissà. Non riesce il Cagliari a sviluppare l'azione d'attacco, la palla giocata da De Bruyne per lo scatto in questo caso di Oleand, e poi il recupero di De Iola. L'arbitro che fischia il calcio di punizione. Noi dobbiamo giocare sempre contro un esercito che è schierato con poi armi anche tossiche, perché l'arbitro è un'arma tossica quando ti fischia contro, ti fa anche nervosire, quindi veramente non sono convenzionali in questo caso. Calcio di punizione battuta del Napoli all'indietro, il passaggio per Buongiorno da questi a Juan Jesus che controlla il passaggio ancora all'indietro per Milinkovic-Savic. Il primo minuto è andato via, il passaggio laterale verso sinistra col pallone che viene calciato avanti, recuperato dal Cagliari. Vediamo se riusciamo ad attaccare. Sulemana che porta palla, affida a destra per Ratering, da questi all'indietro in direzione di Mina che cerca Dossena che può avanzare portando palla, scarica a sinistra per Palestra che può avanzare fino alla tre quarti. Tutto il Napoli ranicchiato nella propria tre quarti, pallone ancora su Palestra, il controllo del giocatore che punta sull'avversario, tenta di trovare un varco per poter crossare dal fondo, va verso il fondo, cerca il cross all'interno, la palla è ribattuta, svirgolata verso l'inferno del campo, colpita. Viva il parroco! Viva il parroco! Il calcio d'angolo. Ma veramente inguardabili. 92 minuti trascorsi, ne mancano 3 alla fine, e questa dovrebbe essere la squadra che voleva vincere il campionato. Pronti al calcio d'angolo dalla destra del portiere Milinkovic-Savic, tutto pronto per spedire dentro l'area. Speriamo sia il Gollonzo che pareggia il Gollonzo. Parte il cross all'interno, il colpo di testa, la palla era troppo bassa, allontanata. Sulemana dà all'indietro per Caprile invece di proporre lateralmente. Caprile guarda la situazione, appoggia ancora per Sulemana che viene ancora incaricato di distribuire il pallone, lancia lungo verso Dossena, la palla dentro, il passaggio, il salvataggio di Spinazzola davanti alla porta, che è riuscito ad allontanare il pallone anticipando sia 3P che Mendy. Il pallone allontanato dalla retroguardia del Napoli, altra rimessa con le mani in zona d'attacco, era verso 3P il pallone, non è arrivato. Parte la rimessa, il colpo di testa, la palla che si impenna, Chirissoi che va a lottare, ancora un colpo di testa, arriva Palestra, altro cross dentro l'area, la mischia, fa palla contro e l'arbitro che dà un calcio di punizione, inventandoselo letteralmente, il miglior difensore del Napoli, l'arbitro Mariani. Ma dove si pensa di poter andare con un calcio che viene pilotato ogni partita da quello che decidono i direttori di gara? Ogni partita è decisa da loro, se la decidono loro, ma non solamente qua, è ogni settimana. Prima capitava una volta all'anno il caso dell'arbitro, ma stavolta sta diventando veramente una cosa ridicola. Controllano loro il campionato. Non ho capito che cosa è andato a fischiare in questo contesto nel mezzo dell'azione. Il rinvio da parte della retroguardia del Napoli, la palla nella metacampo del Cagliari, tocco verso il centro, ancora Retting che dà Mendy, che manda avanti per Mina che mette in movimento Mendy che attacca il destro e la palla a lato. Ha cercato il tiro in corsa, in questo caso Paul Mendy non ha inquadrato lo specchio della porta e siamo ormai agli sgoccioli della partita. Milinkovic-Savic dice che non ci va a prendere la palla, gliela dà una bambina, in questo caso la prende facendo finta che prima non c'era. La prende con una sola mano, la porta con molta calma verso l'angolo destro della sua area piccola,
la pesa e pesa sempre lo stesso, calca il terreno con il piede sinistro, indietreggia di 5 passi verso la linea dell'area, invita con le due mani ad allargarsi i suoi giocatori, prende la sua rincorsa e batte in questo momento, ancora 30 secondi da giocare, il pallone nella zona in cui De Iola lascia terminare fuori, può esserci l'ultimo attacco, vediamo se De Iola riesce a servire avanti, con le mani va a cercare Mina, va il colpo di testa ancora per Mendy, che entra in area, contatto e l'arbitro dice che non c'è fallo, recupera Milinkovic-Savic, è andato Mendy a cercare il pallone, non l'ha trovato per un attimo, è tra le mani di Milinkovic-Savic, si sta preparando il minuto di recupero, l'arbitro ha il braccio alzato, Milinkovic continua a tenere il pallone tra le mani, forse no, non è stato assegnato un altro minuto, ha fatto solamente finta e ha fischiato la fine della partita. Il Napoli vince con un gol da Cani all'Unipoldomus, con un gol veramente da bisticcio di Cani. È veramente ridicolo, perché poi per poter tutelare questo gol si è messo in moto anche il potere forte del calcio italiano, che dovunque passa lascia disagio, lascia speranza, lascia acredine, lascia tutto quello che non è sport, tutto quello che non è divertimento. A te Andrea. Assolutamente sì, tra l'altro ridicolo l'arbitro nel contare i secondi a Milinkovic-Savic per tenere la palla in mano, addirittura sembrava volesse fare il cosplay della partenza della Formula 1, quando fanno finta che non ci sia più la cosa e poi ricompare. Assurdo veramente questa gestione nel finale, ma comunque ciò che arriva dal campo è di un Cagliari che esce sconfitto 1-0 sul campo del Napoli, ma dobbiamo dire un Napoli tutt'altro che irresistibile, un Napoli veramente provinciale nell'atteggiamento, un atteggiamento non da squadra, come detto dal nostro Vittorio, che sta lottando per le prime posizioni in classifica. Cosa possiamo prendere di buono da parte del Cagliari da questi 90 minuti nonostante la sconfitta? Il carattere che è mancato nelle ultime 3 partite, perché se avesse giocato con questa determinazione, con le squadre alla sua portata, non saremmo qui a piangere i punti, saremmo in tutt'altra zona della classifica. E anche le scelte quest'oggi fatte sulla base di principi logici e non sulla base di contentini che si danno a questo e a quello per poter riuscire a trovare un posto in squadra. È necessario assolutamente andare a pensare di valorizzare la squadra, bisogna riprendere il concetto che i giocatori giocano per il Cagliari e non è il Cagliari che gioca per i calciatori. Assolutamente sì, è un Cagliari che tra l'altro nella prossima partita avrà 2 assenze importanti, perché è arrivata anche la munizione per Dossena per proteste su quel fallo fischiato contro il Cagliari, ed è anche Dossena diffidato, quindi nella prossima giornata assenti sia Zepedro che Dossena. Non sono buone notizie per la retroguardia, Vitto, per un Cagliari che dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta, squadra nenoverde sicuramente qualitativa, ma il Cagliari deve giocare con la convinzione che gli abbiamo visto mettere in questa seconda parte di parità col Napoli. Ma assolutamente sì, è quello che è mancato, ripeto, nelle partite che dovevi interpretare diversamente. Devi cercare di mettere dentro attaccanti, oggi li hai messi dentro tutti, hai messo dentro quelli giovani, sono quelli che hanno tentato di rivitalizzare la partita, perché abbiamo visto con quale voglia, con quale determinazione, con quale cattiveria vanno a cercare il pallone. Devi cercare di trovare soluzioni di questo tipo e non pensare semplicemente a giocare al fantacalcio nella speranza di ottenere il punticino. Oggi il punto il Cagliari lo meritava. Eh sì, è un Cagliari che quindi esce sconfitto comunque dal suo match casalingo all'Unipoldomus. Noi siamo in chiusura di trasmissione, come abbiamo detto settimana prossima ci sarà la pausa, si tornerà il 4 aprile alle 15 con il match tra Sassuolo e Cagliari. Vitto, ti ringrazio per essere stati con noi, ti do appuntamento alla prossima partita, speriamo che questa settimana di pausa possa rifar tornare le idee giuste alla squadra rossoblu e che da questo atteggiamento poi si costruisca il resto del torneo. Ma intanto torneranno numerosi giocatori anche in attacco, credo, perché a questo punto il recupero De Iola, c'è la possibilità di rivedere Borrelli, insomma avremo qualche giocatore in più a disposizione in altri settori del campo. È vero che mancheranno i 2 squalificati, ma ritornerà Obert, quindi -1 da quel punto di vista, ma ce ne saranno altri, tenendo conto che poi De Iola può fare anche il difensore, lo abbiamo visto nel periodo in cui era in salute. Assolutamente sì, Vitto, ti ringrazio, appuntamento quindi al 4 aprile per il match tra Sassuolo e Cagliari. Grazie Andrea, buona serata a tutti. Da Andrea Sanna è tutto, vi ringrazio per essere stati all'ascolto qui con noi su A Suon di Gol e vi lascio ai programmi di Radio Super Sound, la radio che l'accendi ti accende. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound.
Vuoi migliorare il tuo inglese? Con Wall Street English è più facile, efficace e flessibile. Corsi su misura, insegnanti qualificati e un metodo che funziona davvero. Wall Street English, dal 1972 e da 18 anni a Cagliari, in Viale Regina Margherita 30. Chiama subito lo 070 65 27 03. Wall Street English, l'inglese per tutti, anche per i campioni. Sono i dettagli che ci rendono unici. Histimentos, la sartoria artigianale di grande qualità. Confezione di abiti e capi su misura, all'ingrosso e al dettaglio, realizzati con i migliori tessuti come Ermenegildo Zegna e Duca Visconti di Modrone. Ci trovate nella zona industriale a Samugheo. Richiedete un appuntamento allo 0783 64 524. Sartoria Histimentos, Faina de Sardigna. Tifi con il cuore, costruisci con le mani. Cifadda è con te in casa, in giardino e allo stadio. Bricolage e passione rossoblu vanno alla grande insieme. Con Cifadda, forza Cagliari sempre. Ancora con quegli occhiali vecchi? Ma non dovevi cambiarli? Ma tra lavoro e impegni vari non ho mai tempo. Dai retta a me. Vision 3 in Viale Trieste 65 a Cagliari li realizza in 20 minuti e fanno pure orario continuato. Ma non ho la prescrizione. Nessun problema. Fanno il controllo della vista gratuito. Vision 3 Cagliari, la soluzione su misura per tutta la famiglia in tempi record. Sono il dottor Alberto Massidda e presso il mio studio aiuto le persone a tornare a sorridere con i denti fissi in maniera mini-invasiva grazie alle più moderne tecnologie, anche in sedazione cosciente. Se ti mancano uno o più denti, ma la paura del dentista ti blocca, l'implantologia computer guidata di White Cagliari potrebbe fare al caso tuo. Ci trovi a Cagliari Pirri in via Italia 161. whitecagliari.it. Direttore sanitario, dottor Alberto Massidda, Albo Cagliari 716. Tutto quello che cerchi per la tua auto e moto lo trovi alla Casa del Ricambio. La Casa del Ricambio è a Cagliari, Viale Elmas 40. Chiamali allo 070 27 51 00. Radio Super Sound segue le partite del Cagliari Calcio a Suon di Gol. Radio Super Sound. Radio Super Sound. L'accendi, ti accende. Radio Super Sound. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia,
le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che